Ma sì, anticipiamo, tanto non c'è niente da fare. Tutti pronti? Marondolo Carmen aiuti tu. Marondolo Carmen. Allora, imbarazzanti tutti. Proprio difficile analizzare, guardarli giocare. C'era stato un barlume di gioco di speranza contro il Barcellona, un passo indietro clamoroso oggi, clamoroso. Ed è giustissimo che il Cagliari l'abbia pareggiata alla fine, in modo tale da non fare noi discorsi sbagliati. No, dobbiamo andare veramente oltre il risultato, perché bisogna ragionare anche sulla rosa, bisogna ragionare sui giocatori, che finché tutto va bene vanno tutti alla grande, finché li fanno overperformare, senza tornare indietro a Spalletti, overperformano, ma overperformare, cioè andare tutti oltre i loro limiti, quando invece la stagione è complicata, i limiti si vedono tutti e purtroppo a uno ad uno li dobbiamo analizzare con grande onestà, perché io lo so che adesso ci sarà l'attacco frontale su Juan Jesus, che è il responsabile sicuramente primario di questo pareggio. Però bisogna anche metterci dentro i gol mangiati quando li avevi, era praticamente fatta, e quindi staremo parlando di un'altra cosa. Bisogna metterci dentro tutto. Quando tu cambi 3 allenatori, le certezze di questa squadra dove stanno? Quindi questo sia un'occasione per De Laurentiis, per la società, per riflettere sul futuro. Adesso, da ora in poi, mettiamo Dendoncker titolare. Lo richiedo ad altissima voce. Dendoncker titolare, subito. Ostigard titolare, per capire se è meglio, se lo devi buttare. Nathan titolare, subitissimo. Lindstrom, Traoré, tutti titolari. Gonge appena ritorna, tutti titolari. Raspadori prima, tutti titolari, quelli là nuovi da valutare. Altro che 15 finali, 16 finali, queste sono 15 amichevoli post campionato dove dobbiamo valutare questi giocatori in un'annata disastrata, perché è pure difficile valutarli in una situazione del genere dove niente ti va bene. Vi leggo anticipato proprio per cercare di leggervi più possibile tutti voi. Tore Falanga, che ringrazio semprissimo, tutti pessimi, tutti, non se ne salva neanche uno, non meritavamo nemmeno di vincere, è estenuante. L'egoismo molteplice sotto porta, poi no comment, assolutamente. Tore, io non lo so se riuscirò a dare una sufficienza, non lo so, perché la posso dare... a chi la posso dare la sufficienza? Idealmente, se uno guarda la partita a freddo, non è tifoso del Napoli, puoi dare la sufficienza a Meret, forse puoi dare la sufficienza ad Olivera, dove però manca un po' di qualità, va bene. Anghissà, in crescendo nel secondo tempo, può raggiungere la sufficienza, e ovviamente Raspadori, perché era quello che ci dava un pochino più di dubbi da esterno destro, ma la partita l'aveva portata a casa lui con quella pressione alta, recupero palla, bel cross e gol
di Osimhen, ma per il resto tutti troppo male. Mamma mia, vabbè. A questo punto licenzierei Calzone, prenderei Amadeus con Fiorello vice. Ma non hai torto ad essere ironico, è giusto, perché che fai? Te la prendi poi con un altro allenatore? Cioè, diventa veramente una roba agghiacciante. Pensare che poi l'allenatore, questo ti fa tornare indietro, forse siamo stati un po' troppo feroci nel valutare il primo. Il secondo ha fatto quello che poteva fare, conoscendo il suo background e la situazione. L'ultimo, mo ci mettiamo a ragionare su Calzone, ovviamente è un discorso che non ha senso, però questa deve essere una riflessione importante. Non c'è altro che raggiungiamo il quinto, ma che cosa? Ma quando stiamo dall'altra parte della classifica, devo controllare la classifica, stiamo dall'altra parte della classifica. Evviva! Ma veramente. Ma pure Calzona, il Cagliari deve sbilanciarsi in avanti e tu che fai? Gli faciliti il compito togliendo Kvara che teneva impegnati 3 giocatori. Sì, anche su Kvara ne possiamo parlare ampiamente. Secondo me, allora, Kvara ha saltato l'uomo più volte, lo vedremo bene nell'analisi tattica domani, perché voglio vedere proprio i numeri, perché io sono devastato da questa reaction, dalla partita vissuta a caldo, sono devastatissimo. E onestamente Raspadori stava giocando meglio di Kvara. Contemporaneamente ricordo varie volte in cui ha saltato l'uomo, non è il Kvara che tu dici, il vero 77 pericoloso era Luvumbo oggi, capiamoci bene. Però lo togli, vabbè. Però ripeto, non è quello il problema, sarebbe troppo facile poi individuare le singole cose. Non funziona niente, ragazzi, non funziona niente. Sta per raggiungerci anche il Genoa, giustamente. Lindstrom entra benissimo, Politano quando ha firmato si è dettando all'umido. Entra benissimo, non lo so, onestamente. Lindstrom i primi 2 palloni li ha persi, non mi è sembrato che fosse entrato benissimo. Guardatevi la reaction, perché nella reaction c'è un po' di tutto, ci sono spunti tattici, c'è quello che vedo al momento, poi dopo quello che si vede al momento scompare a fine partita. Ecco perché la reaction è sempre importante, perché quella è la realtà di quello che ho visto io, ovviamente, poi ognuno vede delle cose. Ciao Valerio, lo so cosa pensi, ma Juan Jesus non può fare il titolare di una squadra scudettata. Aniello, lo sai che cosa penso? Ecco, bravo, proprio perché lo sai che cosa penso, sai che il mio giudizio su Juan Jesus era per le singole partite, e finora Juan Jesus è stato uno dei migliori nelle singole partite disastrate che abbiamo visto. Mi dispiace, lo confermo, perché non è un giudizio sul giocatore, è il giudizio sulle singole partite, e sulle singole partite Juan Jesus ha fatto molto bene, comprendendo anche quelli che sono i suoi limiti. E c'hai ragione quando dici questa frase, cioè tu non stai giudicando il giocatore a prescindere, stai dicendo non può fare il titolare di una squadra scudettata. Siamo d'accordissimo. Improvvisamente Juan Jesus, che era l'ultimo, che te lo tieni perché fa spogliatoio, perché se lo chiami in causa una partita, 2 partite, 5 partite all'anno va bene, ma se tutto deve ricadere su di lui e deve essere quello che porta avanti la difesa da solo e non gioca nada e non gioca quell'altro, evidentemente non convincono. Juan Jesus oggi è il responsabile massimo insieme a Politano, perché poi Politano io come faccio ad accettare quel non tiro di destra? Cioè, c'hai tutta la porta davanti, sei un giocatore di Serie A, sei un giocatore che ha giocato in nazionale, non è possibile, lo sbaglio io quel gol, io lo posso sbagliare quel gol, Politano no. Politano deve allargare il piattone e deve centrare la porta col destro, non lo posso accettare. Idem Simeone che la spara di forza addosso al portiere quando probabilmente Lindstrom era libero, lo rivedremo assolutamente. E idem Juan Jesus, perché quella palla rimbalza, è impossibile che tu non ci abbia messo una pezza. Succede, capita, sono degli esseri umani fallibili, e in una stagione del genere stiamo vedendo tutte le fallibilità possibili. È una roba incredibile, veramente incredibile.
Quella palla di Politano se la passava a Simeone finiva a 0-2. Politano 3 milioni all'anno, ripeto, Politano 3 milioni all'anno. Buonasera Massa, possiamo cambiare 10 allenatori. Qua ritorno alla mia frase di tanto tempo fa, quando cambiamo Garcia per Mazzarri, vi dissi non cambierà molto, questo vi dissi, e poi mi chiesi scusa perché dissi no, è cambiato in peggio, non potevo pensarlo, ma è cambiato in peggio. Arriva Calzona, mi viene un pochino quell'entusiasmo dell'uomo di campo e vi dico magari qualcosa, e invece avevo ragione la prima volta, non cambierà molto, non cambierà nulla, dici tu, il problema è la coesione della squadra, Simeone urla a Politano, non gliela passa, Politano nemmeno alza lo sguardo, eccetera, eccetera. Valeria, il palo di Osimhen, il doppio palo di Osimhen, credo che lì fosse fuori gioco, perché poi ho visto che alza la mano l'arbitro e quindi no, era fuori gioco, non credo, sono convinto, lo confermo, era fuori gioco di Osimhen, quindi se avesse segnato così, poi clamoroso che non abbia segnato anche da 2 centimetri. Però aggiungiamoci che l'ho visto anche tossire Osimhen e ancora con i postumi dell'influenza, insomma non sta bene, ha giocato con l'influenza contro il Barcellona, ha cercato di recuperare la palestra, lo stiamo utilizzando perché siamo disperati, perché siamo disperatissimi, ma non sta al 100%, e nonostante non stia al 100%, se gli metti una palla decente lui te la butta dentro. Poi sono ritornati i vari difetti di Osimhen, quelli là che conosciamo, cioè che anticipa troppo la giocata e quindi si trova spesso in fuorigioco, un po' nervoso, poi lo strattonano, lo provocano, è facile giocare contro Osimhen, cerchi di innervosirlo e speri che ti vada bene. E così. Lo convalidavano? No, io non credo, amico, non lo so. Non credo proprio, l'ho visto dal replay, mi sembrava in netto fuori gioco, poi lo rivedremo. Allora, Valentino, prima di Valentino c'era Peppe, mi prestate qualcosa da dire? Io ho finito tutto. E questo è il bello, è l'unica cosa bella di questa stagione, la community che almeno può sfogare insieme e possiamo tenerci su a vicenda. È veramente diventata una terapia di gruppo, mamma mia, meno male che c'è la live, che posso fare la live oggi. E Valentino diceva non so che pensare, senza Osimhen perdevamo pure, e può essere, e che ne sai, oppure magari mettevi Raspadori prima punta e veniva a giocare tra le linee, oppure Simeone giocando dall'inizio non aveva quella poca lucidità del fare tutto, che ne sai, purtroppo non lo possiamo sapere. Però ho visto una squadra che lanciava in avanti e cioè io a Calzona non chiedo, non mi soffermo sui cambi e sulla formazione iniziale, gli chiedo come mai, visto che non l'abbiamo fatto con il Barcellona, stavamo meno in apprensione con il Barcellona, abbiamo sofferto il pressing del Cagliari e lanciavamo alto, lungo, troppo spesso. Rivedremo i numeri domani per essere più precisi, ma l'ho visto troppe volte lanciare in avanti ed eravamo scollati. Non mi ha convinto nulla oggi, veramente nulla. Ditemi voi. Quanto ci vuole a dire che allenatore e società non c'entrano nulla? Mario, la società non c'entra nulla. La società non c'entra nulla. Amico mio. Se per l'allenatore è arrivato mo e possiamo anche convincerci così, la società non c'entra nulla. Se tu parli di società, prima di tutto devi dire Aurelio De Laurentiis, perché la società non esiste, perché De Laurentiis ha deciso, ha aggiunto le Juventini, non mi serve il direttore sportivo, scelgo io questo, faccio io il mercato, quindi non parliamo di società, parliamo di Aurelio De Laurentiis con Chiavelli che aiuta nei contratti. La società non c'entra nulla. E allora il mercato che ha fatto la società è da 10 e lode. Le scelte che sono state fatte sugli allenatori, quando prendere l'allenatore, quando esonerarlo uno, esonerarlo due. La società non c'entra nulla. Va benissimo. Alla grande. Su 10 ne ha sbagliate uno. Ma veramente. La Vision... I'm appalled. È una delle mie frasi preferite in inglese. I'm appalled. No, non fare il sarcastico con me perché non funziona. Io
io ho un debole che è Zielinski e ha giocato una chiavica anche stasera, quindi a me non me ne frega niente di difendere i giocatori a prescindere, nessuna difesa di Juan Jesus è colpevole, punto e basta. Quindi se volete venire a fare i sarcastici oggi con me, cascate male, cascate male, perché una cosa si può dire, io non capisco niente, sono sciacallo, tutto il cazzo che volete voi, ma una cosa mi si deve dire, che sono onesto, sono sempre stato onesto in tutte le mie valutazioni, e se ho un giocatore preferito, se Kvara sta giocando male, gioca male, è il mio giocatore preferito, ma gioca male, lo dico. Quindi non fate i cretini, non fate i cretini. Maurizio, sempre ultra generoso nei momenti di difficoltà. La meravigliosa vittoria del campionato vinto per superiorità, forza e determinazione, siamo sulla buona strada per farla passare come una casualità. Ed hai tremendamente ragione. Allora, questa è una cosa che mi fa ricordare un fatto, se ne parlava, c'era questa cosa in giro che si diceva, ma voi avreste firmato se vi avessero detto, che è un'illogica, è un'ipotesi illogica, se vi avessero detto il Napoli farà un 2023-2024 schifosissimo, schifoso, ci salviamo a malapena, proprio 3 allenatori, proprio una tragedia assoluta. Però l'anno prima, questo nel 2022, se ti avessero detto questo, l'anno prima però vinciamo lo scudetto, ci togliamo soddisfazione, siamo i più forti, avreste firmato? Probabilmente tutti noi avremmo detto di sì, perché tenevamo quell'idea che non si poteva vincere, era impossibile vincere, ci eravamo arrivati vicino, cioè succede sempre qualcosa, vincere è impossibile. E invece, visto che abbiamo dimostrato che vincere è possibile in un'annata particolare, in tutte le cose così, purtroppo, vista la gravitas, la gravità vera, reale di questo anno qua, che sta andando oltre la bellezza dell'anno in cui abbiamo vinto, rischiamo di diventare il Leicester, rischiamo di diventare nelle annali, perché non si è mai fatto così male dopo aver vinto. E allora se tu fai così male, si rischia poi che ti diranno: ma quello è stato un caso perché tutte le altre squadre ti sono venute meno, l'annata particolare dei mondiali, eccetera, eccetera. Purtroppo è così. E quindi poi viene meno quel discorso, c'è la progettualità, è uno scudetto che è arrivato col programma, con le idee, così. E forse no, forse no. A meno che nel momento in cui arriva il picco della vittoria, dopo tutta la progettualità, tu volontariamente smonti tutto perché non vuoi rimanere a quei livelli. E quindi abbassi di nuovo le aspettative. L'anno prossimo, se arriviamo quarti, esultiamo. Quando arrivare quarti quest'anno era già una delusione. Situazione Anghissà, perde palla e ritorna. Non lo so, Anghissà, vabbè, il solito, però mi è sembrato chiudere in crescendo, cioè nel finale ci ha messo una pezza proprio di fisico, di presenza, sempre un po' confusionario, però mi è calato anche Lobotka in questa partita, un po' anche nel primo tempo Lobotka ha sbagliato parecchie cose. Zielinski, il tocchettino sul pallone, qualcosina sfiziosa ma non efficace, mai diretto verso la porta, quindi poi sparisce anche lui. Traoré non ha giocato, non gioca più. E ringrazio Nicola, me la stavo perdendo. Grazie Presidente. Aspetto Jeff Bezos, ricordiamo che la notizia è Jeff Bezos nel 2026, così nel 1926 festeggiamo il centennale. E arriva Jeff Bezos che ci compra e ci fa diventare fortissimi. E Enrico che carineria, Enrico Bellino, ti vale solo supporto, non ho nulla da commentare e lo capisco. E mi hanno scritto in privato, mi ha scritto Polli, ha detto, non so come cacchio fai a fare la live. Mi ha scritto un altro amico Daniele, dice: io non ce la faccio a farmi la live, non a vedermela. E vi capisco, come faccio a dirvi di no? A me serve proprio perché serve, perché da solo poi dopo come lo spiego alla mia ragazza che sono triste, quando nella mia vita tutto va bene, tutto va a gonfie vele? Come faccio a spiegare a uno che non lo capisce che questo pareggio, perché poi è una sconfitta, ma questo pareggio mi condiziona tutta la settimana?
Non mi condizionerà tutta la settimana perché sfortunatamente si torna a giocare subito. Col Sassuolo che cambia allenatore. Ma mi condiziona la giornata. Io fortunatamente stasera devo andare a suonare nel mio locale preferito e mi divertirò. Però è tosta, eh? È tosta essere tifosi del Napoli quest'anno. Veramente tosta. Nandez, piccolo uomo, costantemente protestava con l'arbitro e rideva in faccia a Kvara, stuzzicandolo in maniera vergognosa. Ci rifiutò anche 3 anni fa. Amico mio, è vero quello che dici, è l'uovo di Colombo. Lo ha fatto Malinowski, io vi ho fatto vedere gli screenshot. Purtroppo gli screenshot se li vedono anche i giocatori delle altre squadre. Non lasciano il like, ma guardano le cose, quindi colpa mia che ho fatto notare che poi Kvara come Osimhen, come gli altri, come tutti i giocatori di questa, è facile, il Napoli lo innervosisci, cominciano a tremare le gambe, un logo per dimenata partita e la porti a casa in qualche modo. Poi deve fare ancora più male, deve essere al 96esimo. Sono il basso, amico mio, sta qua. Ai tempi delle live suonavo pure dal vivo con voi, non riesco a farlo più. Si è fatto male un batterista, mi dispiace. Siamo fragili mentalmente. Io penso che ci vuole un po' di tempo per Calzone. Ho visto cose che non mi sono piaciute, però bisogna dire che abbiamo creato 4 azioni da gol nitide. Però se Simeone e Politano no, ma hai ragione, ma figurati se io mo mi metto, abbiamo aspettato che sì, abbiamo aspettato Mazzarri, aspettiamo Calzone, sperando che sia l'ultimo perché non ne possiamo vedere un altro e aspettiamo, ma mi interessa poco onestamente. Cioè è chiaro che se vedo Calzona che fa un exploit e tutto funziona a meraviglia, i giocatori si fidano e giochiamo benissimo, uno ragione e dice riandiamo in trattativa con la federazione slovacca, questo va bloccato perché è un genio e allora così. Ma visto che probabilmente non sarà questo il finale di campionato del Napoli perché i presupposti non ci sono, altre idee, andiamo avanti con nuove idee. Non voglio sentire arrivato Calzone, mo si prepara Sarri. Esistono nuove idee, esistono nuovi allenatori o dobbiamo sempre guardare questo nuovo Napoli che deve guardare sempre al passato e chiamiamo Mazzarri, chiamiamo l'ex collaboratore di Sarri e Spalletti, ma nuove idee non ce ne sono che possono dare un po' di freschezza. Qua bisogna rinfrescare, bisogna mandare via gente che non ce la fa più, che non vuole fare quello che non è questione, capito, di sudare la maglia perché la sudano, ma siete convinti che gli obiettivi dei tifosi e della società vi interessano o volete scappare tutti quanti? E parlo di giocatori e di collaboratori che sono a libro paga. Se vogliono scappare, via! Scappare, portate le offerte che saranno poche al ribasso perché una squadra che arriva dall'altra parte della classifica non ha grande mercato, ce lo hanno detto in passato, non si arriva in Champions, non arrivano offerte, devi fare quello che devi fare. Ecco perché devi stare attento quando fai i rinnovi a morire con altri 3-4 anni per Mario Rui, per Politano, ma siamo impazziti, tu devi fare tabula rasa. La società non ha colpe. Politano è il più pagato della rosa. Gesù. Allenatori o non, siamo l'ombra dello scorso campionato. Non c'è determinazione, non c'è concentrazione, non si suda la maglia, non c'è cazzime, si sbagliano col fatti. Vedi Politano, Palladino prossimo. Palladino va benissimo, ma veramente vanno benissimo tutti. Gente fresca, gente che ha voglia di fare. Vabbè, ma è chiaro, Massimo, Xabi Alonso si sta rivelando un gran bel tecnico, ma ci dovevi arrivare molto prima. Adesso Xabi Alonso è da top, non ci si può arrivare più. Non scherziamo proprio. Una società seria, dopo quello che abbiamo visto stasera, farebbe fuori tutti e 4 centrali in rosa a fine anno, ma noi tutti sappiamo che l'anno prossimo ci troveremo ancora con Rachmani e Jesus in rosa. Non lo so quello che si farà l'anno prossimo. Vedete le piccole cose, i piccoli dettagli. Oggi Rachmani era capitano e non era Zielinski, che nella logica delle cose per anzianità e per cose doveva essere lui il capitano, invece gioca, però comunque non gli diamo la fascia. E Rachmani male, malino, maluccio, ma tutti maluccio. Io non so, veramente non so.
Hanno ragione, anche io ero combattuto tra guardare la live e non guardarla, ma poi ho deciso che sì, dovevo guardare per avere i miei 5 minuti di collera, se Guido me lo consente. Grazie Angela, tu sei sempre presente e sempre carina. Raga, possiamo fare tutti i nomi che vogliamo, ma se la gestione resta uguale, il finale sarà sempre lo stesso. È normale, perché sono i presupposti che devi dare al nuovo allenatore. L'anno scorso mi era addirittura illuso che potesse partire un ciclo, poi via Spalletti, via Kim, via Hermes, via Lozano, via tutti, forse stiamo pagando il conto della scorsa stagione. Anche io, Marco, ho avuto l'impressione quando mi dicono, mamma mia, quest'anno, è come veramente, siamo stati troppo contenti l'anno scorso, si paga. È come se la felicità si pagasse, che avesse un costo, e il costo di quella grandissima felicità lo devi scontare così. Però succede solo a noi, perché non è detto. Esistono anche squadre che vincono 2 volte consecutivi, in Italia no, in Italia sempre quelle 3, altrimenti storicamente non può succedere. Però troppo così, non dico devi rivincere, ma devi avere dignità, e non puoi in tutti i campi subire, farti prendere in giro. Veramente tosto, veramente tosto. Cosa possiamo aspettarci dai giocatori se la società ha questo modo di trattare personale e calciatore? Il vero problema del presidente. Io veramente non lo so cosa possiamo aspettarci, veramente non so cosa dire, è difficilissimo. Secondo me, se al 94esimo e 40 secondi Lobotka non deve tirare e far passare il tempo, a parte i gol mangiati. Ma tu mi parli di Lobotka, Enzo? Sì, ci sono varie cose. C'era un calcio d'angolo a favore nostro, dove tu devi tenerlo sulla bandierina per 2 minuti. Ve lo ricordate chi lo faceva? Lo faceva Swok. Swok era uno di quelli che... questo qua. Quest'uomo qua. Gli davi il pallone e lo teneva, e gli dovevi solo far fallo, glielo dovevi mettere in fallo laterale. Poi ce ne sono giocatori così, probabilmente anche Lavezzi era uno di quelli. Tu c'avevi il calcio d'angolo a tuo favore, l'hanno battuto anche il Sepolitano, palla persa. No, veramente una roba incomprensibile. Più vado avanti e più mi esco, perché voi mi date gli spunti, più mi escono cose che non si possono spiegare. Alessandro, mi stavo perdendo. Vale, sei l'unica cosa che orbita intorno al Napoli che ho il piacere di seguire. Ora che siamo usciti dal campionato possiamo... sempre troppo forte, Alessandro. È sempre un piacere leggerti anche nel gruppo degli abbonati sfrenato, che delle nostre cose poi alla fine ci divertiamo. Tu sei uno di quelli che mi tiene di buon umore sempre. Grazie mille. E veramente ci dobbiamo concentrare sulla Coppa, cioè bisogna fare un miracolo a Barcellona. Madonna mia. Valeria, anche a te, grazie mille. I giocatori che sono andati a Cagliari con la stessa voglia di un impiegato delle poste che timbra raccomandate. Io che di notte mi sogno un colpo di stato di Edo e Valentina, perché per me ormai la soluzione è solo qui. E non hai torto, perché poi noi non sappiamo all'interno della gestione familiare, perché è gestione familiare, se sono tutti d'accordo col papà, perché non è detto. Noi abbiamo visto per esempio che Luigi dall'altra parte dell'A16 si è dovuto mettere contro il padre e dire no, io non sono d'accordo, smentisco, rinnego quello che ha detto Aurelio, perché non esiste proprio il Bari, eccetera eccetera. Quindi io non lo so, non lo posso sapere e non posso neanche chiederlo onestamente a Valentina. Dici, ma tu sei d'accordo con papà? Perché non possono farlo istituzionalmente e non mi permetterei mai. Idem Edo, che è vicepresidente, una figura che non capisco quanto sia amata all'interno dello spogliatoio, onestamente, non lo so. Però oggi il problema della voglia, che molto spesso rinnego, perché poi vedo la partita e vedo giocatori. Se la rivediamo questa partita a freddo, secondo me la vediamo la voglia. Però oggi nello specifico li ho visti meno sul pezzo, devo dire la verità. E con oggi si conclude la stagione più fallimentare della gestione ADL, partita già male con l'annuncio di una new era, con una maglia che doveva fare il giro del mondo e che non è uscita dai confini italiani. Dice Alberto, che ringrazio, e ha ragione, perché lo slogan New Era è un autogol clamoroso.
gol clamoroso, perché se tu dici vabbè, quindi continuiamo quelle che sono le nostre possibilità, invece tu ti atteggi New Era, e se la New Era è così, aiuto. Invece noi speriamo proprio che sia stato proprio tutto un incubo, che l'anno prossimo ci svegliamo e ritroviamo un Napoli competitivo che lotta, che ha possibilità di fare, perché se la New Era è questa, aiuto. 777 persone in live, quanti like ci stiamo? A quanti like stiamo? Daniele, un bacio, faccio come i like. Sì, fa freddino oggi fa freddino. From Napoli to the work. Da oggi penso che JJ non giochi più, e io non lo so, Vincenzo, ma onestamente più che per punizione, perché non credo che gli allenatori ragionino così, oddio, possono anche farlo, ma più che punizione è perché è una necessità. Dobbiamo capire se Nathan è un broccolo oppure se è abbastanza forte, o se è un giocatore medio che ti puoi ritrovare, che è una buona riserva. Non è infortunato, deve giocare, cioè se Calzona non lo ritiene necessario, lo deve ritenere necessario la società. In questo momento mi sentirete dire questa cosa una volta nella vita: la società deve imporre in questo momento delle scelte dell'allenatore, perché dobbiamo valutare. Abbiamo tolto Zielinski dalla Champions League perché dovevamo valutare Traoré, cosa assurda, perché Traoré lo valuti sul lungo di 15 partite, non lo valuti su 2 partite. Adesso dobbiamo valutare Nata, dobbiamo capire Lindstrom, dobbiamo valutare tutti i nuovi. Non posso più. JJ fa la sua partita, fa l'errore, fa l'intervento buono. Non mi serve quest'anno, perché non c'è niente da recuperare, non c'è la Conference League, non si arriva, ragazzi, non si può arrivare. Deve succedere una cosa, che crollano tutte e i giocatori si prendono palla a centrocampo e scartano tutta la squadra. Non si può, lo capite che non si può fare, lo capite che ve l'abbiamo detto tanto tempo fa, però forse a ogni forse abbiamo perso punti, più dicevamo forse e più perdevamo punti in classifica. Ma non è possibile, dai. Ma Dendoncker, ma certo Dendoncker, devo vedere Dendoncker, devo capire chi è Dendoncker, un uomo con gli occhi chiusi. Devo capire, apri gli occhi, ragazzo, apri gli occhi e mettiti al centro metti con 4-2-3. Sì, ma senza tornare indietro. Io invece a Beolo e Koulibaly, io devo anche pensare che un anno fa avevamo Kim e Rrahmani, e Rrahmani era maiuscolo. Ora Rrahmani era maiuscolo perché Kim lo faceva giocare bene. Rrahmani ha fatto il suo buon campionato l'anno scorso, fatto di impostazione semplice, gli girava tutto bene intorno, evidentemente la linea si muoveva bene, la fiducia ti fa fare delle cose che io mi ricordo quando io giocavo a calcetto, c'era un gruppo di persone con cui giocavo che mi andò bene tipo la prima prestazione, mi guardavano come veramente un difensore invalicabile, e io quando giocavo con loro, credetemi, giocavo meglio, ma a prescindere da quelli che erano i miei compagni, giocavo meglio perché ero andato in fiducia, mi era andata bene una partita, ero stato riconosciuto come uno che non molla mai e che gli puoi mettere anche un attaccante davanti di 3 metri, e io lo prendevo in anticipo, gli stavo addosso, non sbagliavo una partita con quel gruppo di persone. Poi con gli altri amici una partita buona, una partita non buona, perché quando non hai la tecnica non hai la continuità delle prestazioni. Intanto quando vai in fiducia la testa fa delle cose pazzesche, e la fiducia l'anno scorso c'era, quest'anno non c'è. Quindi quando non c'è la fiducia escono fuori tutti i limiti, e dei limiti ce li ha anche Rrahmani. Non c'è un'altra verità. Mazzocchi, e che capite? Ci guardiamo nell'anima. Il vice di Lorenzo, secondo voi Mazzocchi giocava come vice di Lorenzo? Di Lorenzo si è dovuto sedere perché era squalificato, altrimenti tantissima volontà, tantissima quantità, voglia di corsa. Secondo voi Mazzocchi non suda la maglia? La suda, ma se costa 3 milioni e viene dalla Salernitana non può essere Carvajal, non può essere, con tutto il rispetto possibile per uno che è arrivato in Serie A e che fa questo lavoro. Non lo è, semplicemente non lo è.
e lo adoriamo perché veramente butterà il sangue per la napoletanità. Lui sì che sta a Napoli anche solo per la pizza e per il sole e per il bandolino, lui sì, ma non può essere, non può essere. E allora lì bisogna fare sempre il solito discorso, ma i giocatori di Giuffrida possono avere dei sostituti all'altezza oppure ci facciamo afferrare per pazzi? E là bisogna capire, perché la società non ha colpe, ma i procuratori forse sì. New Era. Olivera molto in crescita, Olivera ha fatto la sua partita, anche lì io insisto, non ci vedo grande qualità, deve fare tutta garra, deve fare tutta la fascia con grande corsa, ci mette il piede, non ha paura di farlo, mezza volta è andato in sovrapposizione, ha messo il cross, serve qualcosa in più, anche lì onestamente. Vittorio, speriamo almeno di andare in conference e speriamo, è una di quelle manifestazioni, per me sembra una coppa, cioè a me guardare i tifosi della Roma che esultano, bravi, cioè figurati, però guardando anche i giocatori stessi della Roma che guardavano questi campi un pochino sperduti, diceva è colpa nostra se stiamo in conference, cioè non amano neanche figurati, il Napoli ha sempre snobbato l'Europa League, figurati se la società spinge i giocatori a dare il massimo per la conference. Serve proprio una mentalità proprio diversa, visto che il Napoli ha sempre snobbato pure l'Europa League perché non dà abbastanza soldi, e quindi figurati se dalla società arriverà lo stimolo di vincere la conference. Sentiremo dagli addetti ai lavori uscire dalla conference che non serve a niente per concentrarci sul campionato, lo sentiremo di nuovo, quindi lo dico contro i miei interessi, perché un Napoli senza coppe internazionali è un Napoli che si rimpicciolisce e io a New York non ne sento più parlare. Dobbiamo arrivare fuori da tutte le cose, perché deve essere un fallimento totale che debba aprire gli occhi a tutti. È l'unica cosa che posso chiedere. Daniele, l'unica cosa positiva di questo Napoli si chiama Valerio. Grazie amico mio, siete troppo belli, non riesco. Spero che solo la mia presenza possa ripagarvi della vostra presenza, è l'unica cosa che posso dirvi. Abbiamo bisogno di fare terapia, esatto, l'allenatore ad interim non può risollevare tutto, deve essere aiutare la squadra, ma quale? Quella che l'anno prossimo non saprà che destino avrà. Giustissima considerazione, Giacomo. A chi ti rivolgi? Quali sono i giocatori che sono convinti di rimanere, di lottare per un progetto anche a lungo termine? A chi ti rivolgi? Boh. Fate sedere anche chi sta in panchina. Sì, che si chiama Giuffrida, ma io lo chiamo Giuffrida perché mi fa simpatia chiamare Giuffrida e dire che poi Giuffrida, se non sbaglio, è anche un altro procuratore di altra gente. Ma Giuffrida mi ricorda il film No grazie al caffè mi rende nervoso. Se non facciamo le conferenze, possiamo mai andare in conference? Che cosa posso aggiungere? Che cosa posso aggiungere? Canzone ha parlato del vento ed erba alta. Aia! Qua sia chiaro, Io ascolterò, spierò e pagherò e spierò, aspetta un po'. Che film è? Scrivete subito che film è. Pagherò e spierò, no, aspetta un po'. Che film è? Ovviamente, se non sopportavo Mazzarri con le sue scuse, non sopporterò Calzona se mette scuse in mezzo. Non si salva nessuno per partito preso si salverò. Bravissimo Piero, bravissimo Gicol, bravissimi Maniti di Reale, esatto, è quell'altro film. Bravi sotto questo punto di vista, voi non mancate mai. A giugno, con un po' di fortuna l'Europa League, lo so, ma la fortuna non ci sta. Non ci sta strizzando l'occhio nemmeno la fortuna. Simone, a giugno rivoluzione con chi? Aurelio DS, Anni Bui? Domanda legittima. È la prima domanda che gli devono fare.
invece di chiedere ma Palladino oppure Conte, Klopp, così, ma hai intenzione di prenderlo un DS oppure sei contento di Meluso e vuoi continuare ad avere tu la gestione anche del calciomercato, come quando ci fai sapere che stai trattando con Pozzo a 18 milioni all inclusive, senti mi sono rotto il cazzo, devo andare, c'è traffico. Il nostro DS Aurelio De Laurentiis, e no, non può essere non può essere. E ti è andata bene magari nel passato, qualche colpo l'hai fatto tu, perché lui ci fa sapere tutti i giocatori più forti li ho portati io, quindi vuol dire che ti è andato bene, però ti va anche male. È bene che si metta sul piatto la possibilità che ti vada anche male, quindi, ed è un consiglio spassionato, se deleghi, se dai le responsabilità almeno di una cosa della società a qualcun altro, almeno noi individuiamo un altro problema. Chiami un DS, fai fare a lui il mercato, se il mercato lo fallisce perché Nathan non gioca, perché Cajuste è così e così, e perché Lindstrom al terzo allenatore comunque non parte titolare, ce la prendiamo con il DS e non ce la prendiamo con te. Io questo dissi a inizio stagione, dissi Aurelio ti stai prendendo un bel rischio perché stai facendo tutto tu, se va bene alla grande Aurelio, tanto di cappello, la gente ti molla perché non ti sopporta, ma tu dimostri che da solo puoi andare avanti. Il bel rischio te lo sei accollato e lo stai pagando perché hai fallito tutte le scelte che hai fatto, le scelte degli allenatori, le scelte dei giocatori, l'hai fallito. Oppure sono giocatori che possono funzionare a lungo termine, che la prima stagione non bisogna, ok, andavano presi prima e farli inserire con calma, con gente già pronta. Hai fallito, mi dispiace. Allora, c'era un altro messaggio che mi stavo perdendo, Giorgio Mele. Mancano tutte le cose da mettere nella scatola. Esatto. Tutte quelle cose che nella scatola della partita, ma io aggiungo nella scatola di una squadra di calcio, vanno messe tutta una serie di cose, tutta una serie di elementi che riempiono la scatola. Aia. Ottore degli Ulivi, prossimo allenatore, detto Zazà. Esatto, Enrico. Esattamente. Un sogno, Sartori direttore, Gasperini allenatore, che coppia, che ne pensi? Non sopporto Gasperini, non lo sopporto proprio, è un allenatore che è anche controverso perché è molto bravo sul campo, senza dubbio, ma ci sono anche molti giocatori che ne hanno parlato male. Gasperini prende delle fisse, è molto bravo a recuperare dei giocatori che sono magari in un periodo particolare, ma poi altri giocatori scappano da Gasperini. Gasperini ha delle clausole dove praticamente se rivende i giocatori l'Atalanta bene, lui ha un bonus, ha una percentuale sulla rivendita, guadagna una barca di soldi. Gasperini non mi piace, è un ottimo allenatore, è uno di quelli veramente con la vision che ha anticipato i tempi su certe cose. Non mi piace. Sartori probabilmente è un ottimo direttore, non lo so. Di quello che sposo del tuo messaggio, il sogno, cioè la coppia, cioè gente che lavori insieme, che sappia di calcio al di là dei nomi, ma una coppia che possa fare le cose in un certo modo. Niente di meno, 766 spettatori, 365 like, un like all'anno. Fermati, bevi, ascolto qualche vocale. Hai ragione da vendere. Hai ragione da vendere, Fabio Versatile, e io devo ascoltare a Fabio Versatile. Brochenocci. Benvenuto. Ripeto a tutti gli abbonati, contattarmi in privato quando vi abbonate al canale. Io poi vi posso aggiungere al gruppo dedicato agli abbonati e vi ringrazio sempre perché noi siamo sempre sul pezzo, litighiamo per scherzo, ma perché non ci si può mai annoiare. E prima di ascoltare un vocale Falaga dice: no Giorgio, manca tutta la scatola, e lo scrive alla Jolier. Lo so che attore sa scrivere in napoletano. Allora, c'era un vocale di Vincenzone, ma non lo ascolto perché abbiamo chiarito quella cosa del fuorigioco. Fabio Vessa. Buonasera amiche e amici bellini. Vabbè, il tono è quello che è. Tanto sono 20 anni che lo dico che quello non ha mai voluto vincere. Ad oggi solo Forza Calzona, metti quelli che hanno voglia, perché in molti sembrano che stiano facendo ammutinamento in campo sì, per non farlo plateale come qualche anno fa per evitare le multe. Grazie Presidente.
dopo ascolto quest'altro vocale. Non riesco a darti torto, Fabio. È una di quelle cose che rifiuto da tifoso del Napoli, ti rifiuto da quello che guarda le partite, si siede col righello, vedo le distanze tra le cose, è un'idea che mi fa troppo male al pensiero. Però oggi è una di quelle partite, perché ce ne sono state un altro paio di partite dove ho visto di gruppo, non singolarmente, ma ho visto di gruppo meno la voglia proprio di mamma mia, questa partita quanto importante. Ecco, non è arrivata quella domanda. Non è arrivata la domanda, ecco perché. Non avete fatto la conferenza, non è arrivata la domanda, ma quanto è importante vincere con il Cagliari? I giocatori non lo sapevano quanto era importante. Dovete fare le conferenze. Al di là degli scherzi, quanto era importante vincere col Cagliari, dare continuità alla prestazione col Barcellona, far sapere al mondo, alla Serie A, che il Napoli ne sbagli uno, ne sbagli un altro, ma non ne sbagli tre, e che questi giocatori lo vogliono veramente fare. Mamma mia, era fondamentale, ne avremmo parlato noi nel chiuso dei nostri 22.000 abitanti del fatto che magari arrivava la vittoria, però ci sono ancora dei problemucci, non abbiamo giocato bene, ne avremmo parlato noi, ma quanto sarebbe stato importante vincere e dare un segnale. Zit, vedi che il Napoli oggi è difficile. Oggi è proprio difficile giustificarli. Ne parlavo pure con Angioletto prima. Angioletto è uomo di campo, è uomo che ha calcato campi più di me, e avverte, quando si avverte che i giocatori fanno una cosa in meno, non una cosa in più, è difficile. È difficilissimo giustificarli. Oggi Simeone per ripicca che Politano non gli aveva fatto l'assist facile, per ripicca ha fatto la stessa cosa con Lindstrom. Non lo so, ma non te lo posso escludere, Giuseppe. Hanno rovinato tutti gli sforzi della squadra per essere dei bambini egoisti. Non lo posso escludere. Io penso che in quel momento ti si annebbia la vista. Allora, parlavo con Angioletto di quell'azione in cui Rachmani va in avanti, si sgancia, e Lobotka, invece di provare a servirlo, che c'è una sorta di 1-2 possibile, Lobotka si guarda indietro e torna indietro. Non c'è nemmeno più il centrale dietro di te, che guardi indietro a fare? Prova ad andare in avanti. E lì mi è sembrato quella cosa, ne parlavo con Angioletto, dice Lobotka, ma con me? Allora non lo fa proprio. E la mia giustificazione, che provo a giustificare solo dai professionisti, ce la mettono tutta, è che in quel momento, visto che Lobotka è fritto, anche lui è completamente fritto, e stiamo parlando di esseri umani che non sono dei robot, non è la PlayStation che giocano sempre allo stesso maniera, sei fritto mentalmente, il cervello non ti risponde più, e allora ti dici non lo so, torna indietro, la sicurezza per non sbagliare un pallone. Quindi mancanza di lucidità a centrocampo, non la mancanza di lucidità sotto porta, che è una giustificazione del cazzo, mancanza di lucidità dei singoli giocatori che ti portano a fare delle cose così. Io credo che nel momento in cui Simeone sta lì davanti alla porta, gli si annebbia la vista, non lo sa nemmeno chi ci sta là, e non hai quella cosa dell'altruismo, del pensiero, adesso tiro perché devo segnare, non gliela passo perché devo risolverla io, è perché in quel momento tu credi che sia la migliore cosa da fare. Idem quando Politano c'ha la palla sul destro che è 0-2, buonanotte, lui in quel momento pensa, io col sinistro, col mio piede posso fare il tocchettino che a scavalco e vado più sicuro rispetto al destro. È un errore gravissimo, non credo sia un errore fatto apposta, lo capite? Poi all'interno della partita tutta una serie di sbavature, la corsa in più che non fai, l'aiuto al compagno, mettere il compagno in condizione, quelle fanno parte del gioco, della confusione, delle cose che non vanno bene. Non lo fanno apposta, non ci credo che lo fanno apposta, però si deve partire da prima, dalla conferenza dove ti dicono ma quanto è importante. Loro si rendono conto che è importante e quindi ce la mettono tutta. Politano è da diverse partite che si è intestardito e non passa palla comode. Dovevamo gestire meglio la palla calciata da molto... queste sono, penso, frasi di Calzone. La palla calciata da molto lontano fa arrabbiare.
Ok, già questo mi piace se ti fa arrabbiare. Prima abbiamo avuto 2 occasioni per chiudere, oggi c'era vento e un campo non in buone condizioni, ma non devono essere alibi. E se non devono essere alibi, non lo dire! Non lo dire, perché sei uguale a Mazzarri. Non voglio cercare scuse e poi la dici. Se non devono essere alibi, non lo dire proprio. Anzi, devi rifiutare. Ti fanno la domanda e devono dire io comunque non sarei stato soddisfatto anche di una vittoria. Questo mi piaceva di Calzona, e invece no. Statici, hai ragione Aldo, dove stai? Hai ragione, statici, è quello che ho visto nel primo tempo. Poco movimento senza palla, poca ricerca degli spazi, la voglia di andare alle spalle, di liberarsi dell'uomo. L'ha fatto un paio di volte Kvara che si è accentrato e finito anche sulla destra. Statici, si è visto poco. Si è visto poco il movimento che poi detta il passaggio, perché se stanno tutti tipo biliardino fermi sulla cosa, tu fai il passaggio semplice, poi devi tornare indietro, alzi la testa, sono tutti marcati, torni indietro da quello che non è marcato se sei statico. Se invece ti butti dentro, fai tutta una serie di discorsi col terzo uomo, un passaggio, uno viene dentro, si porta appresso, tu vieni dentro, ti porti appresso il tuo marcatore che ti sta seguendo, si crea il buco dietro che qualcuno deve andare ad occupare. Non si è visto niente di tutto questo oggi, ragazzi, proprio niente. Forse qualcosina nel secondo tempo, ma poco, troppo poco. Perché ha sbagliato? Perché è un errore? Perché si fanno gli errori nel calcio, si fanno. E l'ha fatto oggi Juan Jesus, in passato l'hanno fatto altri giocatori, perché esiste l'errore nel calcio. Esistono azioni dove tu dici caspita, l'avversario ha fatto una cosa che non ci potevi mettere nessuna pezza, troppo più forte l'avversario. Esistono invece poi gli errori, e questo è stato un errore. Pallaccia alle spalle, calcoli male il rimbalzo, o pensi che sta uscendo Meret se l'è chiamata, ma ho visto Meret molto arrabbiato con Juan Jesus, quindi evidentemente non se l'è chiamata. Ed evidentemente loro, non dico che l'hanno preparata questa cosa, ma si sa che Meret ha questo tra le sue caratteristiche, cioè di non essere un portiere aggressivo che si arriva a un pallone spiovente e dice oh, è perché la partita finita con un portiere che sposta tutti, tanto è fallo contro di te se ti toccano, salti a 2 mani, prendi il pallone e ciao. E che sì, Juan Jesus l'errore lo fa, Meret non esce, e quindi possiamo dare anche una minima percentuale anche a Meret. Ma veramente sparare sulla Croce Rossa? Che... Se la partita l'aveva fatta Mazzarri l'avevamo demolito. Sono d'accordo, Giuliano, sono d'accordissimo. Tutti i cambi Sparagnini che trasmettono paura, Raspadori ha procurato l'assist, ma non vorrei vederlo più ala, meglio al posto di Zielu. Sono d'accordo al 100%, Giuliano. Raspadori ha giocato bene nel finale del secondo tempo, perché gli è riuscita quella cosa e ha avuto qualche spunto. L'unico tiro del primo tempo lo fa lui, però, perché si accentra e tira di sinistro, perché se Raspadori ha un po' di spazio la porta alla punta e tira bene. Però insisto, sono d'accordo con te che non mi convince alla destra, poi dopo viene spostato anche alla sinistra, qualcosina la fa perché tecnicamente è forte, però sono d'accordo che non convince. E i cambi Sparagnini, sì, è chiaro, perché entra Cajuste al posto di Zielinski, poteva entrare un Traoré, entra Lindstrom, va bene, là ci siamo, tutti uno per uno, e poi Ostica al posto di Mazzocchi, forse perché pensava alle pallate e quindi magari uno più forte di testa ci sta. Allora, Tore, on fire, tutto chiaro, oggi ho già capito tutto cosa. Pensa al 2026, a scatole e Spalletti sta ancora lì dall'albero. Esatto, perché poi Jeff Bezos, Amazon, è la scatola che sta all'Interport. Grazie Tore, è l'unica salvezza che abbiamo, avere noi stessi noi stessi, con la nostra ironia, con la nostra brillantezza. Se De Chiacchieris vuole i meriti deve prendersi anche le colpe, ha sbagliato tutto, giocatori non seri. Perfetto Giuliano, perfetto, cioè, abbiamo detto bravo presidente, perché adesso diciamo presidente hai sbagliato, senza dubbio, senza scantonare con le parole come fa lui. Noi non scantoniamo, noi parliamo semplicemente di quello che fa e di quello che non fa, e si doveva fare meglio. Non so i like dove stanno.
I like. Vabbè, devo leggere un altro messaggio. Ascolto un altro messaggio. Buonasera a tutti amici bellini, ciao Valerio. Allora, potevamo già dire addio alla Champions League, possiamo anche dire addio all'Europa League a questo punto, io credo. Questa squadra non ha anima, cioè siamo deboli mentalmente, caro mio Valerio. E niente, vediamo un po' il futuro, come hai detto già bene, vediamo i nuovi Dendonk, arrivare i Traoré, eccetera. E oggi Gong, scusa perché sennò Chiariello si arrabbia, era indisponibile. Vediamo anche al futuro allenatore. Io tra questi allontanerei assolutamente Farioli, ragazzi, non nominate più Farioli come futuro allenatore del Napoli perché sarebbe un altro cataclisma, o meglio, ha il suo stile di gioco ma non è un gioco offensivo per nulla. Oggi è giocato in casa con il Clermont, ultimo in classifica, hanno fatto 2 tiri in porta buoni, decenti, il resto una pochezza di gioco allucinante, ce lo mangeremo a colazione. Buona serata a tutti. Benvenuto Farioli. No, allora io non ho guardato neanche una partita di Farioli, quindi non mi permetto, accetto questo vocale perché nel frattempo stavo guardando i numeri di Farioli e quello che avevo visto di Farioli quando se ne cominciò a parlare è che aveva una difesa molto molto importante, penetrava, prende pochissimi gol, ma molte vittorie che aveva fatto a inizio stagione erano di 1-0, tutte di cortomuso, quindi non lo so se è proprio l'allenatore che ci convince a noi. Questa potrebbe essere una conferma, ovviamente campiamo in aria queste cose perché non sappiamo se Napoli l'ha mai considerato, semplicemente è una cosa uscita sui giornali. 440, non ascolto nemmeno più i vocali, me ne vado. Dai, altrimenti devo essere convinto che ci stanno 300 tifosi del Cagliari che stanno là a guardare senza fare niente, senza scrivere. Venite, tifosi del Cagliari. A me mi sta pure simpatico Cagliari. Lo so che voi tenete questa cosa perché ci fu quello spareggio col Piacenza e a quanto pare chi si ricorda, io non c'ero, non ero io che ho tifato per il Piacenza, non avrebbe neanche senso. A me la Sardegna mi fa impazzire, bellissime vacanze in Sardegna e avevo la maglietta del Cagliari originale e mi feci scrivere Nico perché era Nico quello là della Jalapas, troppo simpatici, troppo forti. Nico numero 6, me la ricordo ancora, la maglietta originale del Cagliari, bellissima. A me il Cagliari mi sta simpatico. Poi si è creato tutta questa cosa, questo astio con i tifosi, che è un peccato. Ma se ci pigliamo pure tra di noi con le squadre del sud, perché poi dobbiamo metterlo tra virgolette il sud, non va bene. Sono arrivati like. Ecco qua, vedi che bellino che sei. Ti sei addirittura abbonato da tifoso del Cagliari. Sei 2 volte bellino, allora, amico mio. Scrivimi in privato e ti aggiungo. O'Neill, fortissimo, mamma mia. Mamma mia. Sì, no, sono passati pure dei bei giocatori a Cagliari. Dendonker prendeva 3 milioni l'anno. Questo è stato preso giusto per, lo sappiamo già che non lo riscattiamo. Amico mio, io su Dendonker, se non sbaglio era Dendonker che aveva gli stessi agenti di Dragusin. C'era uno o Dendonker o Traoré.
Tutto a posto, vedi, si può... Ditemi, confermatemi che siamo ritornati e che non si è perso niente. Datemi conferma, perché ovviamente volano tutti i messaggi, vola tutto. Proprio i potenti mezzi. Sì, è colpa mia. Ok, tutto a posto. Silenzio sta. Meno male. Ok. La gente se n'è andata, adesso tutti quanti se ne sono andati. Lasciate i like, dite ai vostri amici che ancora la live è ancora presente, deve arrivare Guido. Te ne sei giù, bravo, se ne è giù. Mamma mia, che stagione disastrata. Bravo, esatto, i like per farmi resuscitare. A posto, rieccoti. Questo è il momento di appendere. Gesù, Gesù mio. Non si può... Dove sta? Non si possono fare 110 live. Aiuto. Benissimo. Mi ero pure bloccato con gli occhi mezzi chiusi, era brutto da vedere. Sarà divertente rivederlo. Hai ragione, non si possono fare le live più di un'ora, assolutamente. Chi si muove... Troppi video, saranno 180.000. Quanto è importante che la live non cresce. Si è proprio resettato proprio tutto il computer, mamma mia. Va bene, abbiamo recuperato. Adesso ci vogliono i like, perché altrimenti come si fa? E vediamo se c'era un altro vocale nel controllo generale. No, ci eravamo fermati là. Benissimo, sono d'accordo con te, ma fino a un certo punto, perché erano entrati da poco. Poli e Solito erano... lo so, il fatto della lucidità, c'è ragione, dovevano chiudere la partita, lì deve fare 2-0 perché erano troppo fondamentali. Lo so che erano troppo fondamentali, hai ragione Giuseppe, e contemporaneamente, capito, là non è che ti può mancare la lucidità, forse mi sono espresso male. Non è che ti manca, devi essere lucido, sei entrato da poco, ti manca, magari si può dire sei entrato a freddo, sei freddo, quindi non fai la scelta giusta perché a freddo, così. Sono tantissime le giustificazioni, tra virgolette, che si possono trovare per gli errori di esseri umani che dobbiamo considerare esseri umani, che però ci fanno dannare l'anima. Ecco qua, che è successo? È Caruto cantante. O vedi in diretta, andò, t'ha già fatto a Caruto. A Caruto andò, o vedi in diretta, t'ha già fatto. È viv. Ercole Sansone. Grande citazione di Totò. Ma vuoi vedere che il reset del computer ci voleva per resettare questa stagione del Napoli? Aiuto, Francesco Di Nardo, lo vedremo dal Sassuolo. Se col Sassuolo il Napoli spumeggiante così, date tutta la colpa a me e diventiamo virali subito, perché questo è il motivo che dovevo spegnere il computer. Peppe Di Pa. Vale, dati alla mano, in tutte le voci che raccolgo siamo sopra il Cagliari, sì. Quindi è qualcosa che veramente non mi spiego, ci autodistruggiamo da soli. Inoltre media punti scandalosa, 1,5 punti a partita. Di questo passo rischiamo di fare il minimo storico da quando siamo tornati in Serie A. Mamma mia. Male. Sì, perché Peppe mi aiuta con i dati, con la velocità del pallone, non solo i dati, quelli là che si trovano. Abbiamo fatto il possesso palla, spero. Hai capito che se è arrivata una domanda a Calzone, però hai fatto il possesso palla, Calzone là la deve rifiutare la domanda e deve dire non me ne faccio niente del possesso palla, devi aver letto quelli che sono stati gli errori di comunicazione di Mazzarri e distruggerli. E già il fatto di parlare dell'erba non mi è piaciuto. Peppe mi dà tutti i dati possibili e immaginabili, mi confermo ovviamente, ma era visto, si vedeva che nei dati eravamo superiori. È proprio l'autodistruzione, cioè non riusciamo a vincere nemmeno in queste condizioni. Alzo bandiera bianca. Non è la condizione fisica il problema, ma mentale. Questa è una cosa che ha ripetuto più volte. Non vedo giocatori con crampi. Abbiamo iniziato ad essere più squadra, ma lo facciamo solo a tratti. Questo mi fa pensare che il problema è mentale. E secondo me questa è una cosa giusta, logica. Ogni tanto si è parlato Rongoni, eccetera, eccetera.
l'abbiamo visto, no? Per esempio Ngonghe ha avuto problemi muscolari, perché? Perché capita il problema muscolare. Una cosa poi sono i problemi muscolari, una cosa è reggere in campo. Il Napoli spesso, molto spesso, ha sempre fatto meglio nei secondi tempi, prende lo schiaffo e quindi vuol dire che tu fisicamente ci stai, che reggi, e questa cosa la sostengo io, che non ho i dati sulle cose, sulla fisicità dei giocatori, la sostiene Paolo Del Genio, la sostiene Calzona. Tutti gli altri nel mondo Napoli, visto Mazzocchi come corre, vabbè, ma pure Foloruccio corre, che è stato allenato da Rongoni. Quindi secondo me quella cosa lì è una scusa che poi tende a giustificare quella che erano mancanze proprio tattiche che hanno tolto certezze a questa squadra, ma sicuramente mentalmente, con lo scudetto addosso, lo scatafascio diventa insostenibile. Ma quanto manca alla matematica salvezza? Io credo che siamo non lo so, una quarantina di punti, penso anche di meno di 40 punti, dovremmo stare tranquilli. Quando qualcosa non ti torna e non sai come spiegare, chiedi ai soldi. Loro hanno sempre la risposta. Ai soldi. Quindi vuol dire che il problema è che uno prende troppo, uno prende di meno, questo dici? Che è un discorso che accetto, che voglio ascoltare, voglio pure approfondire, cioè la gestione dei contratti, giocatori scontenti per quello, ci può essere assolutamente. Ma allora Mazzarri aveva ragione quando diceva un problema mentale? Beh sì, è chiaro che Mazzarri ha detto io, se mi hanno chiamato vuol dire che un problema c'era. Poi Mazzarri ha parlato anche di problema fisico, poi ha detto io ho fatto una ripreparazione, ho sbagliato io, non dovevo fare il richiamo di preparazione, tutta una serie di cose. Ad un certo punto ha ammesso tutto nel calderone Mazzarri, ha detto problema mentale, però giochiamo bene, problema fisico, però recuperiamo nel secondo tempo, però teniamo mentalità, però non siamo lucidi sotto. Mazzarri ha fatto tutto un po' un calderone perché giustamente non sapeva come giustificarsi rispetto a certi risultati e certe prestazioni, ma ricordiamo che con il Monza abbiamo giocato una grandissima partita, quindi non saprei di cosa... Perdonami, la condizione fisica non si vede solo. Certo, come corri, è chiaro. Se stai bene fisicamente anche la mente ti aiuta, ma anche viceversa. Quando non stai bene si è scordinato di secondi. Anche viceversa però, Francesco, se la mente ti aiuta, faccio un altro esempio piccolino, stupido. Io non sono in forma in questo momento perché faccio una partita al mese con gli amici e devi farne almeno una settimana per stare nella forma, quella là degli amatoriali. Quindi un po' in affanno durante la partita, così. Ad un certo punto stavamo giocando, arriva una scolaresca, i bambini che si affacciano alla finestra, oh my god, e quindi guarda, nel momento in cui arriva la scolaresca, tu vuoi fare bella figura, però vuoi fare più bella figura e vuoi sentire il tuo nome che teneva i nomi sulla maglietta o il numero sulla maglietta. In quel momento mentalmente è come quando stai in palestra e passa qualcuno, fai un ultimo sforzo perché vuoi farla vedere. Grazie Presidente, mi credi il prezzo da pagare a vincere lo scudetto è quello di quest'anno, è meglio arrivare al massimo, secondo me allontaniamoci, crediamo. Ne parliamo di questa cosa qua perché l'ho accennato, come cioè pagare, se ti avessero detto, quindi tu non avresti firmato per lo scudetto sapendo di una stagione così, lo capisco. Comunque mentalmente fai qualcosa in più fisicamente che non hai, è come quando vai in palestra da solo e a un certo punto vabbè è finito, non ce la faccio più, e invece col trainer fai 2 ripetizioni in più perché lui ti dice dammene un'altra, ok, mentalmente puoi fare quel qualcosa in più quando ce l'hai, è così. Mens sana in corpore sano, come dice Peppe Di Palma, che è trainer, quindi se non lo sa lui, a lui dovete contattare. Bravissima Angela, anche tu, esattamente. Abbiamo tanti problemi. Il primo problema è Juan Jesus, cominciamo a non farlo giocare mai più. Benissimo, tolto Juan Jesus risolviamo tutti i problemi. Molto molto banale l'analisi del calcio così, Angelo, ma va benissimo, non mi metto a litigare con te. Con un anno così c'è tutto da rifare, il come con chi non è chiaro. Annata in colore, caro ADL, come te lo spieghi? Io credevo mancassero le idee e invece manca proprio la voglia, ma se questi non conoscono il futuro della propria società, come fanno a dare di più?
Secondo me dopo aver vinto lo scudetto si aspettavano tutti un aumento, ADL ha negato a tutti tranne che a qualcuno e nessuno si è più impegnato. Sto valutando seriamente la possibilità di leggere solo i risultati, se uno potesse farlo, cioè non lo so, io perché so anche l'impegno del canale, ma un tifoso riesce a staccare completamente e dire vabbè non me la guardo. Se ci riesci ti togli un peso, cioè se ci riuscite va benissimo, insomma, fatelo se ci riuscite, vi intossicate di me. Il mio fegato è al limite, ma stringiamo i denti e andiamo avanti. Il sangue è azzurro, ma sto mettendo valere, sì, lo so. Sì, avrei firmato nel 2022, ho solo voluto dire che si è proprio spento tutto. È chiaro, Fabiette, sì, è normale. In un live dove Guida aveva detto che l'Inter ha iniziato già lo scorso girone di ritorno a strutturare la squadra per quest'anno, quindi la vedo dura anche per l'anno scorso e questo per l'anno prossimo, intendi Andrea? Sì, ma vedi che anche in questo caso la programmazione dell'Inter, che a volte viene vista come non programmazione perché hanno i debiti, va benissimo, hanno i debiti, non possono fare mercato, intanto lo fanno sempre il mercato, fanno un mercato diverso, invece di puntare su magari dei giovani di prospettiva che possono esplodere, puntano su Mkhitaryan a parametro zero, puntano su Thuram a parametro zero, adesso hanno preso Zielinski a parametro zero. Quello che non spendono di cartellino lo danno per i procuratori, lo danno per gli ingaggi più alti e intanto hanno dei giocatori che sono quasi sempre pronti. Non tutte le annate ti vanno bene. L'anno scorso, per esempio, è andata molto male, anche se è andata molto male in campionato fino a un certo punto. Nel frattempo la stagione li ha portati fino alla finale di Champions League e quindi mica è una stagione da buttare. E quella stagione, col finale in crescendo, ha portato della consapevolezza, dei presupposti. Dice, quest'anno, seconda stella, dobbiamo arrivare avanti al Milan che sta facendo tanto mercato, dobbiamo arrivare avanti alla Juventus. Lo fai, ti va bene qualche cosa, perché poi c'è una componente anche di fortuna, si respira aria di vittoria e di storia e si fanno delle cose che vanno oltre quelle che sono anche le aspettative. RC, grazie mille. Non c'entra nulla con la delusione odierna, ma volevo condividere con te la notizia che riceverò la maglia di Zielinski di Napoli-Genova, panchina. Non riusciamo a non voler bene a questi ragazzi. Amico, mi sta qua, nonostante io lo dica, che lo devo dire, che anche oggi Fantasmini danza sul pallone, fa un bel tunnel così, ma non serve a niente. È bello fino a se stesso, anche oggi non ci ha dato niente, però è chiaro, è difficile voler male a degli idoli. Solo la maglia! Però se la maglia non la riempi con gli idoli, resta la maglia che non arriva, nemmeno arriva all'estero. Allora solo la maglia di che? Devono esserci degli idoli, ci dobbiamo affezionare. Se non ci affezioniamo ai giocatori, ragazzi, è finita. È finita. Io lo capisco che non ci dobbiamo affezionare perché poi se ne vanno così, ma l'obiettivo è crescere al punto tale che Napoli deve diventare un punto d'arrivo, non un punto di passaggio. Io ho visto questo reel, un cartone animato dove facevano vedere Kvara, facevano vedere Ancelotti che dava il benvenuto a Mbappé, con Vinicius Junior che dice ma come sai impaurito, non ti preoccupare, dice Ancelotti, vedi, giochiamo con te, con Bellingham dietro, con Vinicius e Mbappé tutti insieme così, e c'è Kvara che sta guardando da un lato, dice allora a me non mi comprate. Perché? Perché Kvara ci ha fatto sapere che uno dei suoi idoli era Cristiano Ronaldo, che l'altro idolo chi era Guti, quindi magari nella prospettiva lui ha questa voglia magari di andare in una grande squadra. Perché lo fanno su Kvara? Perché Kvara è l'unico che può aspirare ad una grandissima squadra, a un top club. Gli altri, con tutto il bene, sì, possono andare a fare una stagione particolare, ma per essere accostati a questi grandi club devi avere i colpi che ha Kvara. E guardavo questa cosa e sentivo male, perché vuol dire che Kvara idealmente è sempre un meme, idealmente se ne vuole andare e vorrebbe avere un'offerta dal Real Madrid che non è arrivata ancora. Contemporaneamente mi sentivo male anche per lui, perché dico poverino, lui meriterebbe di coronare il suo sogno per il suo talento e di esplodere, di giocarsi una chance di essere tra i migliori al mondo. Difficile. Grazie mille RC.
Complimenti, sei bravissimo, ti seguo sempre, non mollare. Grazie Giuseppe. No, non mollo. Dionisi esonerato, ecco qua. Ufficiale, le rose onere di al momento la squadra è allenata dall'allenatore della primavera che è Bigica. Mamma mia. Non voglio distruggere i tuoi sogni, ma se non riusciamo a diventare un punto di arrivo dopo aver vinto lo scudetto non lo faremo con questa gestione. No, hai ragione, ma quello è il mio sogno, è consapevole nella difficoltà di esserlo e di diventarlo. Lo so bene, lo so benissimo. Doveva essere proprio l'anno della consacrazione, dove tu vinci e dici boh, piglia chi là, vogliamo rendere la panchina più forte, invece è venduta qui, è venduta quella. La voglia era di abbassare gli ingaggi, poi li hai rialzati con qualche rinnovo che non ha senso. È veramente difficile, veramente difficile. Al momento il minimo storico è di 50 punti con Reia in panchina, ma quel Napoli era appena tornato in Serie A e andò anche in Intertoto, giusto? Quindi quello fu il minimo storico. Facemmo di più con Mazzarri, con Donatoni Mazzarri, giusto? Non ce l'ho adesso sotto mano questa statistica, questo numero. 50 punti. Guarda che c'ha ragione. Allora, potremmo arrivare veramente più. It smells like relegation next year. Non lo so. I don't know. Like I don't think so. I don't want to think so. It's complicated. It's complicated, ma esistono situazioni. If you think about Leicester, è più o meno la fine che hanno fatto. Io veramente non voglio essere il Leicester d'Italia. Aiutatemi. Bigica, l'ex Napoli dei tempi bui con Furbaino e Corbellino. E ce lo ricordiamo. Luigi, problema è aver fatto capire che l'anno prossimo avremo Conte, Klopp e Mourinho, quindi i giocatori aspettano che passi stanno per essere allenati da loro. Grande Luigi, è colpa mia, hai ragione, sono stato io che ho illuso la piazza, sciacallo che non sono altro, ho illuso la piazza e ho destabilizzato gli allenatori attuali. Minimo storico secondo anno in A, 46 punti. Mi state aggiornando su questi numeri? In questo momento abbiamo meno 31 punti, mamma mia, rispetto a 37 punti in classifica. Tra poco arriviamo a più punti in meno dell'anno scorso rispetto ai punti che abbiamo. Gesù mio. Doveva arrivare l'offerta di 30 milioni a Messi per un anno da ADL a giugno e prendere Luis Enrique. 30 milioni a Messi per un anno, ma amico, ma che stai dicendo? Non diciamo stupidate. Ci sono cose che si possono fare, ci sono cose che non si possono fare. E questa è una delle cose che non si possono fare. Tu hai capito che Messi in America è il padrone, alle percentuali di incassi su tutte le partite americane, anche dove lui non gioca? Ci rendiamo conto che lui ha la possibilità, per aver firmato il contratto con l'Inter Miami, di aprirsi una squadra sua quando lo vuole fare. Ci rendiamo conto che l'MLS è tutto un altro tipo di cose e lui ha fatto una scelta proprio programmatica di Viz, 30 milioni a Messi, e chi dice e come le faccio? Già fatto questi 30 milioni, ce li ho, io sto facendo una scelta che va oltre. Alcune persone vanno in Arabia e aprono altri tipi di idee di business in Arabia, altri vanno in America. È finita la carriera di Messi. No, bisognava avere delle idee vere. Si è liberato pure tu, che il Tremate, che poi è uno dei peggiori probabilmente tra quelli là degli allenatori top. Sasso Roberto, che poi 25 RON si trasformano in $5. Ma mercato terrificante del Napoli, dopo un ritiro intero senza Kim e Lozano. Aveva ragione Garcia, questa è la migliore squadra, ADL deve vendere. Io prima di tutto grazie. Secondo, io capisco quello che mi stai dicendo, deve vendere, ma se purtroppo è suo, decide lui. Lui ha sempre detto: io mi diverto, il giocattolo, mi diverto ancora, sono ancora tutto pimpante, dormo poco, mia moglie non mi sopporta, si diverte tantissimo. Io ci ho aggiunto al fatto che, oltre al divertimento personale, che a un certo punto potrà arrivare un po' di stanchezza perché l'età avanza, è la legacy e il lasciare qualcosa ai figli, perché purtroppo a livello di business familiare la Filmauro, visto che a livello, lui non sbaglierà un film, però non sta andando benissimo la Filmauro a livello di
di business familiare. Che cosa lasci ai tuoi figli? Evidentemente la intenzione è di lasciare il Napoli, visto che il Bari lo dovrà mollare, di lasciare il Napoli, di lasciare quello che hai fatto nello sport, e questa è l'intenzione di lasciare ai figli. Io penso che a un certo punto, più che vincere con il Napoli, che lo sfizio se l'è tolto, i suoi difensori li avrà sempre, adesso tu devi lasciare, la mia speranza è che lascia qualcosa con basi solide ai tuoi figli, fai le strutture, per esempio. L'annata è così, benissimo, prendiamola come un'annata dove tu hai raccolto soldi perché hai fatto un fatturato storico record, benissimo, va male, però i tifosi capiranno, il Napoli doveva strutturarsi, avremmo dovuto farlo per tempo. Adesso ho letto il Lecce c'ha il centro sportivo di proprietà, il Lecce. Il Napoli adesso deve strutturarsi, deve vedere se può fare uno stadio suo, difficile, San Paolo, il Maradona non te lo possono dare per un fatto di legge. Devi trovare una struttura dei campi tuoi, devi strutturare, e così puoi lasciare ai tuoi figli qualcosa di più solido, e se i tuoi figli sono bravi lo portano a frutto, perché non mancheranno le possibilità economiche. Il brand Napoli non cresce magari, ma non diminuisce nemmeno, perché noi siamo dei tifosi irriducibili. Forse le nuove generazioni, statevi attenti che se ne fregano altamente le nuove generazioni. Loro vanno appresso, magari si innamorano di Kvara e l'anno prossimo vanno a tifare per il Real Madrid, perché è così che funziona nel mondo moderno. Però dai una base solida ai tuoi figli, perché i tuoi figli poi dovranno mettere a frutto, se avranno talento, idee, sapranno farlo. Speriamo meglio anche di te. Questa è una speranza che deve avere anche Aurelio stesso. I genitori hanno la speranza che i figli facciano meglio di loro, proprio nella logica proprio naturale delle cose. Allora, quest'anno scaliamo le classifiche all'indietro, grazie al nostro presidente visionario, dice Maria. Ma davvero credi che il problema sia far finire? No, Luca, io non credo che finisce l'annata, resettiamo tutto e andiamo bene a prescindere l'anno prossimo. No, anzi, io sono preoccupatissimo se non finiamo bene l'annata per mettere i presupposti per l'anno prossimo. Sia chiaro, chiariamolo, mi fa piacere la domanda, così possiamo chiarire. Io non sono fiducioso per l'anno prossimo, assolutamente. Voglio farla finire perché non ce la faccio più, perché ho bisogno, perché sono stanco, capo, diceva quello là, il miglio verde là. Sono stanco, sono stanchissimo, e penso che siano stanchi i tifosi, penso che sia stanca la società, penso che siano stanchi tutti. Mazzarri era arrivato stanco. Dare un attimo pausa, mettere pausa e ricominciare con le nuove idee, se ci sono le nuove idee. Se non ci sono, ricominciamo dalle qua. Nel senso folle. Guido, dove sta? Non lo vedete? Tra un poco arriva. Ma voi lo vedete? Io non lo vedo. No, Benz. Fatemi controllare, perché tutto può essere. Tutto può essere nella vita. No, mo arriva sicuramente. Propongo una petizione, tu allenatore. Daniele, non dire stupidaggini carine. Sono carine le tue stupidaggini, ma io tengo 40 anni e faccio un musicista. Poi mi diverto a parlare di calcio con voi, ma il calcio è una cosa seria, e questo è proprio il contrario di quello che io mi auspico. Non devi chiamare a uno improvvisato, non devi dire questa squadra la può allenare anche Starace o la può allenare anche un regista cinematografico. No, serve un allenatore bravo di campo, con delle idee, un allenatore che inculca la mentalità, un allenatore che tiene tutti sul pezzo, visto che non abbiamo una società strutturata alla grande, un allenatore che deve prendersi anche altri oneri e controllare altre cose, un allenatore che per fare tutto questo l'anno scorso si è chiuso in uno sgabuzzino e ha dormito in uno sgabuzzino. Se si trova un allenatore così abbiamo qualche speranza, se non si trova un allenatore così, Dio ce la mandi buona. Ci siamo abituati, bravo, servono giocatori forti e per prendere serve spendere tanti soldi, senza dubbio. Ma quindi Calzona è new Mazzarri? Che schifo, direbbe Nicola Farro, che schifo. Non credo. Ma nella MIS c'è la serie oppure prendono i calciatori nel college? Ah, la MLS nella MIS. No, anche lì, allora sul college io stavo guardando ieri le partite del basket, funziona lì col basket, funziona col football,
americano, non lo so se nella MSL pure si prendono i giocatori del college, ma non dovrebbe funzionare così. Una cosa che so è che non ci sono retrocessioni, cioè tu là ci sono squadre che per iscriversi al campionato devono garantire che non falliscono, che hanno un certo fatturato, devono rispettare una serie di parametri e ti fanno iscrivere al campionato, ma non ci sono retrocessioni, è una serie sola divisa tra East e West, insomma la East non so se si chiama Conference, ma si divide nelle due fasi e poi c'è il finalissimo dove le classifiche si mischiano, però il Toronto è arrivato ultimo o penultimo l'anno scorso, adesso stanno ricominciando e sempre là sta il Toronto, quindi non ci sono retrocessioni. Grazie Polly. Gianni, bandiera bianca, lo so, le franchigie milionarie per iscriversi al campionato americano, sì, è chiaro. E così vale oggi. Errori da scuola calcio, non vedo l'ora di vedere la tua analisi e che finisca prima possibile questa stagione nel migliore dei modi, perché è assurdo quello che stiamo vedendo, lo so Giuseppe. Errori banali che vedremo sicuramente, ma prima degli errori che sono quelli del secondo tempo, cioè i gol non fatti, gli assist mancati e l'errore di Juan Jesus, c'è stato parecchio non gioco, cioè io mi sono sentito di dire uno dei più brutti primi tempi che ha fatto il Napoli quest'anno, con il nuovo allenatore, contro il Cagliari. Sì, saranno col coltello già identico, come volete voi, ma si deve fare di più, si può fare di più. Allora, facciamo l'esempio, già sappiamo che Osi va via, ma secondo voi Milano sta provvedendo? Non lo so, non lo so Luca. Non lo so, dovresti già averlo perché già lo sai, ma l'esempio che ti faccio è, ce l'ha detto De Laurentiis recentemente, noi già sapevamo che Kim se n'era andato, nel momento in cui ha firmato il contratto con noi, già sapevamo che se ne sarebbe andato l'anno prossimo. Poi Kim ha fatto una grande stagione e lo ha preso il Bayern. Se avesse fatto una stagione probabilmente meno performante, lo avrebbe preso qualche altra squadra, ma era già... Ce l'ha detto De Laurentiis, non me lo sto inventando io, già lo sapevano. E niente di meno, tu per prendere il sostituto di Kim hai aspettato, hai preso Nathan ad agosto. Vuol dire che non c'è questa idea di programmare a lungo tempo. Ma tu già lo sai, perché lo ha detto apertamente, Osio va al Paris Saint-Germain, o va di qua o va di là. L'hai preso già. Speranza è che lo hai preso già. Il dubbio è che non l'hai preso e che vedrai quello che succederà. L'altro dubbio è che i soldi te li tieni e li usi in un altro modo, magari per le strutture. E io lì non mi metterei nemmeno tanto a frignare. Però ci sono i fondi, se lo vuoi fare. Questo Napoli, dice Luigi, ricorda quello di Calderone, Asanovic, Policano, Matrecano, Sbrizzo, Maronna mi sbrizzo, Conti, Sergio, Tacco, Sergio, Faccio, Lucci e Bellucci, me lo ricordate? Io dicevo Sergio, Faccio, Tacco, Lucci e Bellucci, Protti, Shalimov, Aglietti, Mammaro Carmelo, sì, hai ragione, questo è un tuffo nel passato. E si parlava di Asanovic, non so in quale contesto, un giocatore di grandissima tecnica, ma di una lentezza esasperante. Tostissimo ragazzi quest'anno, veramente tosta. Dai Regna, dimentichiamo quest'anno, non occorre nemmeno più incoraggiarli, confermeremo il posto che si merita, il 10º, la 10ª. Popovic o tutti quelli mandati in prestito, questi saranno i sostituti di Osimhen, vedo un abisso davanti a noi. Ludovico, questo è un pensiero che avevo fatto quando aveva segnato Foloruscio, quando aveva segnato Gaetano, ho detto non vi fate sentire che già questo diventa il mercato dell'anno prossimo. Ho preso Gaetano, ragazzi, poi ragioniamoci, Gaetano comunque a casa deve tornare, perché lo dai in prestito un'altra volta, sempre per il fatto delle liste, ci sono pochi giocatori che sono del vivaio del Napoli, quindi Zerbin pure deve tornare e deve vedere come inserirlo, e se lo vendi devi trovare qualcun altro, perché pure Zielinski che è vivaio italiano lo stai andando, quindi c'è un'altra problematica che noi non spesso consideriamo quando si fa la costruzione di una squadra, questi parametri che vanno rispettati. Poi tra l'altro Popovic sta trovando un po' di spazio o no? Non lo so, aspettiamo perché siamo curiosissimi di Popovic.
Scusate, ma Insigne che fine ha fatto? Che sia chiaro, lungi da me farò tornare a Napoli, chiedevo solo per curiosità. Insigne è pronto per la nuova stagione con il Toronto, ha postato il reel delle sue... Penso che giochino stasera o domani. Dovrebbero giocare, ve lo dico subito. Vedi? Alle 2:30, gioca oggi, gioca tra un paio, tra un'ora e un quarto. Non ci sono ancora le formazioni, c'è previous line-up. Vediamo, Insigne e Bernardeschi. Ha postato il reel con la musica di Jolier che è pronto alla nuova formazione. Allora, ma se arriviamo tra i primi 10, eventuali offerte arriveranno da Bologna, Genoa, Sassuolo, Massimo, Fiorentina, e nemmeno se li possono permettere, caro Fabio, perché questi giocatori che magari possono trovare la loro dimensione in queste squadre di media caratura, poi Bologna media caratura si sta facendo un cuore così, poi hanno degli ingaggi troppo alti. Ecco perché per esempio un Demme non ha trovato sistemazione, perché hanno degli ingaggi troppo alti per queste squadre qua, troppo bassi per competere ad alti livelli per 2 anni consecutivi, e ti trovi questi giocatori su groppone che non riesci a svendere, non riesci a vendere, non riesci a sostituire. Quasi 600 like, che sono pochi, ma non fa niente oramai. Quest'anno questo è. No, i like non sono mai mancati. Ma poi Nathan, cioè questo l'abbiamo preso solo per ottobre, praticamente si è rotto e gli viene preferito JJ. Sì, però attenzione Fabio, la domanda è pertinente perché Nathan è assolutamente abile e arruolabile. Si è rotto a un certo punto e ha saltato diverse partite, ma adesso è schierabile, quindi là è scelta tecnica far giocare Juan Jesus. Non è perché non lo puoi mettere. Ngonghe non lo potevi convocare, non lo potevi fare. Gli altri, magari Politano non era in gran forma e quindi parte dopo. Mario Rui è una scelta tecnica perché magari aveva anche senso mettere Olivera, onestamente, con il senno del prima, perché sappiamo che il punto di forza del Cagliari sono i cross. Magari tu c'hai uno che ti chiude una diagonale, può fare un colpo di testa, e in un'occasione l'ha fatto bene, in un'altra un po' peggio. Quindi aveva anche senso probabilmente scegliere Olivera. Mi sarebbe piaciuto vedete come l'abbiamo vinta poi la partita di andata. Si era partiti con Nathan terzino, entra Mario Rui, cross perfetto per Osimhen, colpo di testa, gol. Poi arriva il pareggio, perché ovviamente doveva arrivare il pareggio subito, perché il Cagliari reagisce, e poi Osimhen si inventa quel gol perché fa tutti quei palleggi e la dà a Kvara. Però risolvremo con Mario Rui. Mario Rui, non lo so se Calzona lo considera o no. Allora, io da quest'anno sono grafico SMM, social media manager di una società di C, la Turris. Ah, che bello! E ho conosciuto un ex tesserato del Napoli. Ecco, lui mi ha spiegato cosa è successo in Napoli-Verona. Se vuoi te lo racconto. Vai Alessio, che è successo a Napoli-Verona? Faccelo sapere. Dici tutto. Il sostituto di Kim era Danzo o Killman, Giuntoli ha scelto lui, poi Giuntoli se n'è andato, hanno chiesto dei soldi ad ADL e ADL ha cercato giocatori simili a Kim su Google. Non mi sembra una battuta, mi sembra più o meno quello che è successo. L'anno prossimo torneremo a giocare anche i primi turni di Coppa Italia ad agosto e New Era e che te credivo, cacchera. Ma sicuro che la colpa era di Garcia e di Mazzarri. Adesso ho più di qualche dubbio vedendo come giocano certi giocatori. Vedi oggi Politano e Jesus. Alessio ci deve spiegare Napoli per un silenzio tutti. Arriviamo a 700 like. Dai. Che adesso Alessio ci spiega una cosa importante. Oggi tiene una brutta area a Napoli, sono tutti incazzati con i ragazzi, ci sentiamo traditi, vogliono parecchi via da Napoli e spazio alle alternative, perché prendere gol così alla 96esima è gravissimo. E lo so, Giuseppe, è quello che ho detto anche io a inizio live, voglio vedere i nuovi a questo punto. La diceria vuole, bravo Alessio, diceria, vuole che ci fosse un premio Champions promesso fino alla partita con la Fiorentina, perciò stravinta con gli occhi da fuori. Me la ricordo quella partita, chi entrò? Contini entrò in campo per festeggiare, ma poi premio sparito e i giocatori si sono tirati il piedino. Diceria che potrebbe essere plausibile, perché non è la prima volta che la sento. Io sentii una cosa e la sentii dire in televisione, non ricordo da chi, quindi non voglio alimentare storie di cui non ho la certezza, però mi pare che lo disse un ex giocatore del Napoli.
che c'era un premio Europa League per la qualificazione in Europa League e il Napoli andò in Champions quell'anno, e che De Laurentiis disse ma io il premio da contratto, il premio Europa League, voi siete andati in Champions, non c'è nessun premio. Poi glielo diedero, ma non lo so se lo disse come battuta o se veramente non lo voleva dare. Però De Laurentiis l'ha detto, io in America mi chiamano un avvocato rompecoglioni, vuol dire che su queste cose lui si gioca. Alessio Cunzio, alle Cimici, comunque nell'88 dramma nel finale di campionato, nel 91 caos Maradona fuori dalle coppe, per finire nel 2024 salvezza l'ultima giornata, per fortuna che vinciamo lo scudetto raramente. Secondo me ora è mettere uno stop alle gerarchie e mettere in campo chi è motivato e in forma, specialmente chi è in forma, perché poi le motivazioni si vedono e non si capiscono o non si capiscono. Lo stato di forma esce fuori. Ciao Luigi, che senso ha far giocare Zielinski e non dare minutaggio a Traoré in ottica progettazione? Sono d'accordo col senno di poi e col senno di prima. Col senno di poi, col senno di prima ti dico, un allenatore che ha a disposizione Zielinski ci punta, perché è un giocatore che è di un livello superiore. Contemporaneamente vale il momento, perché tu dici io posso far giocare Baggio, Baggio però a 50 anni infortunato senza stare in forma. Zielinski va fatto lo stesso discorso, se non sta in forma, se non ci sta con la testa è meglio non farlo giocare. Però col senno di prima io ti rispondo, un allenatore che Zielinski lo ha a disposizione, cioè è nella lista Serie A, tende a farlo giocare e probabilmente avrebbe giocato titolare anche col Barcellona se fosse stato in lista. Questa è la premessa. Poi noi scopriamo che nelle gerarchie dovrebbe essere Zielinski il capitano quando non c'è Di Lorenzo e non c'è Mario Rui, spostano la fascia a Rachmani, vuol dire che c'è qualcosa all'interno della società che comunque non funziona e che ti dà fastidio e che non ti mette nelle condizioni di chiudere l'annata rispettando il contratto, perché qua si parla sempre di rispettare il contratto, come l'hanno potuta chiudere Insigne, come l'ha potuta chiudere Mertens, come l'ha potuta chiudere Chessy, Donnarumma, Çalhanoğlu, tutti i giocatori che si arriva tranquillamente a fine contratto e già si sa la prossima squadra, ma fanno il loro dovere fino alla fine della cosa. Evidentemente all'interno della società non c'è questa tranquillità e ci sono delle problematiche, un tira e molla. Tu hai approfittato della trasferta per fare le visite mediche, ok, ti levo dalla lista. Tu mi hai levato dalla lista, allora non gioco alla grande, non mi alleno, c'ho il mal di pancia, mi sento male, c'ho l'affaticamento muscolare. Tira e molla, responsabile 1, responsabile 2. La soluzione è quella che mi dici tu, Luigi, basta, nonostante io sia affezionatissimo e non sono pronto a salutare Zielinski, basta Zielinski, ma perché? Perché devo capire, proprio a livello pratico, devo capire praticamente se Traoré va riscattato o no. Io devo capire come funziona, cioè se questi 25 milioni li vale Traoré o no. Non tanto perché Zielinski così, tanto ragazzi non ci sono obiettivi. Guido ci ha detto che ci siamo salvati o no? Da un sacco di tempo. Ok, allora stiamo a posto. Dobbiamo fare le 15 amichevoli per capire il Napoli del futuro. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Basta. Facciamo scena muta. No, se vuoi, col tuo permesso vorrei fare, non so, mi piace manco chiamarlo un appello, una richiesta, neanche un suggerimento, solo una mia modesta, umile opinione. Sì. Un invito, dai, chiamiamolo un invito che cadrà nel vuoto al 100% e scontenterò il mio amico Frank, laureato in fisica. Premesso che in Italia c'è il gioco dello scaricabarile, quindi so benissimo che dai lombardi in su diranno non è di competenza della società, il sindaco non è competente, quindi finché si metteranno d'accordo di chi è la competenza, poi alla fine sarà del povero Stewart. Sarebbe carino se il presidente De Laurentiis, visto che comunque il bilancio del Napoli un pochino solido lo è, no? Si può permettere di ospitare la famiglia di quel ragazzo disabile che non ha visto Napoli-Barcellona. Hai fatto bene a dirlo, non ho avuto modo, Fabio me l'aveva segnalato, mi ha detto ha già fatto il video, sì, purtroppo siamo stati stretti, hai fatto bene a dirlo, do una panoramica agli amici che si ascoltano, è girato un video, una cosa non nuova purtroppo, molto triste,
di partita dove i disabili sono sempre nell'anello inferiore e quindi non vedono niente quando si alzano tutto, e Guido ha fatto benissimo, non bene, a ricordarlo e a sottolinearlo, perché era stata una mancanza mia di tempo. No, ma non era mai sia poi qualcuno, siccome ormai dobbiamo stare attenti a specificare ogni virgola, i precisini sono noiosissimi, non era rivolto a te. Se De Laurentiis potrebbe invitarli, suoi ospiti, a Barcellona. Sai, io non faccio editoriali, editoradio, cose, cioè non sono in TV, non sono famoso, eccetera. E già ve l'ho detto, c'è un mio grande maestro, che è un grande fotografo sociale, mi disse: tu hai insomma una grande regola dentro di te, che poi è l'unica regola del giornalismo, no? Che è quella di fatta salva la dignità dell'individuo. Questo invito non salverebbe la dignità dell'individuo, che è stata calpestata, e scusate il termine, perché poi per una persona, diciamolo, che non può alzarsi dalla sedia, che non può camminare, e non è una mancanza di rispetto da parte mia, cioè mi si stringe il cuore. Cioè tu pensa quanto deve essere umiliante o che triste per quella persona, no? Certo. Quindi non salverebbe, però sarebbe un gesto veramente carino, di grande sensibilità umana da parte della dirigenza del presidente, ospitati a Barcellona, perché comunque non sala quel ricordo, quello comunque è avvenuto, non c'è una linea temporale, anche se viviamo in multi diversi, perché lo capisci, Valerio, che se pareggio il Bologna, l'Atalanta, cosa, eccetera, io ho scoperto per colpa tua, che sono una brutta persona, che mi ero perso queste perle, che eravamo a 3 punti del Bologna, perché avevamo vinto con quelli avevano pareggiato, poi quella perde, vabbè, che vuoi sapere di oggi? Aggiungo, no, mi fa piacere che l'hai detto così, mi sono ricordato un'altra storia di calcio che era triste e che poi è diventata carina, quel tifoso del Taranto che è costretto a giocare lontanissimo dal suo stadio, penso tipo a 500 chilometri, giusto, me lo confermi? E c'è stato questo appello di un tifoso storico del Taranto, abbonato storico, che dice: non mi potete, io ho pochi anni ancora da vivere e da guardare il mio Taranto, vi dovete aiutare. E pare che l'hanno poi, cioè che viaggerà con la squadra per farlo seguire la sua squadra. Beh, ma vedi, perché fai bene a citare questi episodi, perché è sport, Valerio, anche se è diventato un business che si è mangiato la ragione d'essere, lo sport, no? E purtroppo è vero, però per alcune persone, soprattutto chi ha una certa età, ma noi dovremmo trasmettere ai giovani questa passione, quindi siamo noi che manchiamo, caro Presidente. È qualcosa che in razionale non puoi spiegare, nel bene, quando ci sono questi episodi romantici bellissimi, e nel male. Leggi questo ironico, beffardo, sarcastico messaggio. È sfizioso, l'ho preso subito appena l'ho visto. Quale Guido c'è oggi? Quello malinconico, quello grato, quello rancoroso o quello retroscenista? Richiamando ovviamente le parole di Spalletti nei confronti di ADL quando l'hanno chiamato in casa. Tutto mi hanno detto nella vita tranne rancoroso, quello proprio no, quindi al massimo potrebbe essere quello romantico, quello disilluso, quello idealista, cioè, accetto questo messaggio bellino. No, c'è quello molto sereno, il fratello maggiore pragmatico, che sono qui a vostra disposizione, quindi molto sereno, dispiaciuto chiaramente, sia chiaro, non è, però sono arrabbiato con Valerio, quello sappiate, proprio perché mi invita e perché mi ha fatto sentire cose. Vedi Valerio, io non amo più l'italiano perché lo stiamo calpestando, ed era una delle ragioni, e certi termini non li possiamo più usare. Galantuomo perché è usato per personaggi che tutti, o gentiluomo, o questa fantomatica onestà intellettuale che viene sbandierata. Allora, l'onestà intellettuale. Ti faccio un esempio. Io non sono esperto di tutto. Per esempio, c'è uno sport che io detesto, che non amo, e quindi non ne parlo perché non so proprio nulla, manco le regole basilari, che l'hockey su ghiaccio. Sarà un bellissimo sport, quindi se no qualcuno dice, ecco, anche se meglio... Si pigliano a pugni. E io non mi permetto di dire nulla. L'unica cosa che so dell'hockey su ghiaccio è che c'è una bellissima scena, un'arma letale, quando Mel Gibson entra sul vecchio forum per fare un delinquente mentre stanno giocando una partita di hockey. Veniamo all'esempio. Io preferisco che una persona attacchi direttamente, poi se lo usare con termini eleganti, ironici o volgari, ormai si dicono molte parolacce in trasmissione, specie in radio, direttamente un personaggio in alto, piuttosto che sbandieri onestà intellettuali. Faccio di giri un esempio. Quando mi toccano il mio amato cinema, qua non sono io che voglio parlare di cinema, è un esempio che è stato fatto.
per dire che Spalletti alla fine tutto un giro di parole, è un ingrato, eccetera, perché è vero che il presidente è rancoroso, ma anche tu sei rancoroso, i patti vanno rispettati, i contatti vanno rispettati, vedi, lo amano tutti perché nel cinema ha avuto tutti i rapporti lunghi. Ecco, allora, qual è il punto? Nessuno è esperto di tutto. Io sono nelle materie come Sherlock Holmes totalmente ignorante, se chi conosce uno studio al rosso, no? Che Watson non capiva che lavoro faceva, perché in alcune materie Sherlock Holmes, come per esempio non sapeva che c'era stata l'inversione tra sistema tolomaico e sistema, cioè pensava ancora che... E quando lui glielo disse, Watson, Sherlock Holmes risponde: beh, adesso lo farei in modo di dimenticarlo nel più breve tempo possibile, perché nella criminologia non interessa sapere se è il sole che gira intorno alla Terra o viceversa. Chiusa questa parentesi. Quindi non sono uno che sa tutto. Però o tu sai un po' di cinema o ti astieni, perché a questo punto sei fazioso. Nel cinema, per la prima volta, consentimi un elenco da Salvini, quando raggiungi i livelli massimi, è la norma. John Williams è dal primo film che è il direttore delle musiche tranne rarissime eccezioni, tipo Il colore viola, perché era John Barry, e Quando è stato poco bene. Cioè Michael Kahn è il montatore di Steven Spielberg dalla notte dei tempi e degli anni 30. Michael Kahn, Thelma Schoonmaker, la mitica Thelma Schoonmaker, una delle più grandi montatrici della storia del cinema, segue Scorsese dall'inizio dell'università. Hanno montato anche Woodstock, che non è di regia di Scorsese, e Scorsese gli ha presentato il marito, il leggendario Mike Power, che insieme a Pressburger erano due registi inglesi geniali, perché Morricone non avrebbe scritto le musiche di Leone, ma li perdi, vai al punto. Il punto è che tutte queste persone, Valerio, no, ti voglio fare tanti esempi, vai al punto, lavorano e hanno lavorato per affinità creative, non per un obbligo di un contratto ventennale. Tant'è vero che poi nessuno, una volta che si è sciolto il contratto ventennale di De Laurentiis, è tornato a lavorare con De Laurentiis. Quindi un esempio, ho sbagliato, perché nella storia del cinema capita frequentissimamente che grandi maestri, che sia un montatore, direttore della fotografia, Pinco, Pallino, qualsiasi, se no faccio Salvini, hanno rapporti a volte quarantennali, non ventennali. Però Schumacher non fa solo il montaggio di film di Scorsese, eccetera, eccetera, eccetera. Altrimenti nei parenti sarebbe tornato a lavorare con De Laurentiis, così come i fratelli Manzina, anche se uno adesso non è più tra noi, eccetera, eccetera, Boldi De Sica, eccetera. Quindi un esempio non solo maldestro, ma è un autogol clamoroso, perché potrebbe addirittura confermare che non è questo grande carattere, ma non è un attacco né al presidente né a nessuno, anche se verrà preso e strumentalizzato. E per farvi capire quanto è fazioso un certo tipo di giornalismo. Ovviamente io non pretendo che tutti siano esperti di cinema e abbiano la mia memoria, però siamo qui per questo, per aiutarvi. Che vuoi sapere di oggi? Allora, che è tutta colpa dei giocatori, che noi sappiamo che non sono robot, ma ovviamente la generale reazione è: ma allora non era Garzia, allora non era Mazzarri, allora pure con Calzona, e fanno questi errori. C'è qualcosa di più profondo. Ma se la stagione, siamo sereni, no? Io ho detto dall'inizio, questa squadra non è rifondata, perché non usciva da un anno disastroso, no? Da un anno leggendario. Il che non significa, cioè è più facile rifondare, aggiungere forze nuove dopo un anno leggendario con l'entusiasmo che ti fa andare come una barca a vela che vince su tutti, piuttosto che con le macerie, no? Però questo è il punto di partenza, e andava, diciamo, rifondata, fatta ripartire su solide basi, e noi abbiamo dei peccati originali, peggio di Adamo ed Eva, no? Che continua la gente a non considerare, ovvero noi abbiamo nominato un direttore sportivo un mese dopo, 28 giorni dopo, insomma, la nomina dell'allenatore. Allora io non mi permetto di stracciare nessun tesserino, ma manco, diciamo, quello di un ipermercato, per dire a nessuno, né per permettermi di dire non è da Napoli musica. Il problema è che è reso debole alla fonte all'inizio questo direttore sportivo, no? La domanda, quando il presidente poi va e alla fine non chiede nessuna scusa, ma attacca di fatto
Spalletti e Giuntoli, se tu dici Giuntoli si era messo in panchina da 6 mesi, se io avessi scoperto che era Juventino l'avrei cacciato prima, e tutti a ridere, uno doveva chiedere subito: Presidente, visto che tu lo sapevi da 6 mesi, il 1° giugno mi dovevi nominare il nuovo direttore sportivo, un totem, perché tutto il sistema deve essere credibile. Allora, se un Thiago Motta, perché poi i giocatori parlano, ragazzi, i procatori parlano, alcune cose escono quando ce lo vogliono fanno uscire, alcune no, alcune sono balle che vengono riportate dai siti, ma parlano tra di loro, come è normale che sia, anche perché non è un segreto bancario della Svizzera, cioè, e noi abbiamo creato una squadra debolissima, già perché aveva bisogno di forze nuove, di ripartire, di riorganizzarsi, ma debole da tutti i punti di vista. E voi invece mi immaginavate come un interruttore. Adesso arriva questo nuovo mister, accende, sì, purtroppo ragazzi, qual è la frase che sentiamo più spesso? Il calcio è cambiato, però non la riempi di contenuti. Non solo è cambiato le tecniche di alimentazione e allenamento, mi fermo, non faccio Salvini, ma ragazzi è cambiato perché è molto più sclerotico, non ti dà il tempo. Perché con tutti, oltre i social, tutta questa cattiveria, vedi tutta questa gente che urla e pensa di essere simpatica, avere il verbo divino nella sua testa, faccio io questo, là. Poi il giorno dopo contraddice quello che ha detto. Questa sclerosi che ha preso un po' tutti quanti, anche questo è un elemento del calcio cambiato. Adesso è raro avere delle favole. Quindi diciamo i giocatori non si impegnano. No, attenzione, noi non dobbiamo dimenticare che io vi dissi questa cosa a inizio stagione e ve la dovete ricordare: noi siamo su un binario diverso dal campionato ed è un binario che non porta a nulla. Prima ce ne accorgiamo, prima la società fa le mosse giuste, però nel mentre tu devi, le altre squadre sono andate avanti, quindi prima lo fai e meno terreno dovrai recuperare dagli altri. Feci questo esempio: niente Ciceroni, niente coso, niente tesserini, eccetera. E noi, ve l'ho detto dall'inizio, siamo su un binario che non porta a nulla Champions, così là. E questa è la stagione. Puoi chiamare anche Guardiola, chiaramente non può venire perché allena il City. Non pensate che passi da 1,54 di media punti a 2,36 di media, quanto abbiamo fatto l'anno scorso per vincere lo scudetto. Non funziona così. Dice: ma come? Il grande Paolo De Genio dice che l'anno prossimo, se non facciamo le coppe, vinciamo lo scudetto. Ma ciascuno è libero di dire quello che vuole. Il problema è che tu devi valutare che se il Napoli, manco la Juve passa da 60 a 90 punti, e della Juve, figurati il Napoli. Quindi noi abbiamo tantissimi problemi e nessun problema è stato risolto, sono stati solo aggravati. E anche un allenatore sicuramente tosto, preparato, sicuramente che è venuto con delle idee chiare anche per la sua carriera, non può far miracoli oggi, perché poi oggi si attaccherà Juan Jesus per l'errore e lì ti aiuta il fatto che tu hai visto tante analisi del basket, cioè, ma tu devi vedere tante azioni ripetute nel corso della partita, delle partite dove ti è andata bene per un secondo e la prima, la seconda volta può essere capitato al 95esimo, ma poteva capitare prima. Il problema è che è un problema atavico che ci stiamo portando dall'inizio della stagione, e oggi sbaglia uno, oggi sbaglia un altro. Ragazzi, noi non andremo in Europa, punto, e non è sciacallo, non è disfattismo, è matematica, ragazzi. Poi possiamo fare vinci con quello, gli altri comunque dovrebbero anche perdere, a un certo punto si incontrano tra di loro e che facciamo una regola che tutte e due fanno non un punto, meno un punto. Napoli ha -2 nella classifica Guido, che vede 28 punti nel girone di andata, non che ha fatto 50 punti l'anno scorso e si è potuto permettere un -10 nel girone di ritorno della classifica Guido, ma ne aveva fatti 50, ne ha fatti 28 pezzenti, vale? Quindi sta andando potenzialmente a 26 punti nel girone di ritorno. Martinez, Frattesi, Martinez e adesso De Vrij, 0-4 Lecce Inter. Avevi dubbi? No, nessun dubbio al riguardo, però sai, la Champions ti cuba punti e pensavo... bella domanda, perché si crea un effetto domino. Tu hai tutta una serie di debolezze, no? Hai dei giocatori che, vedi, sanno giocare, i giocatori di Napoli sanno giocare molto bene a pallone, e questo è stato un errore enorme di Mazzarri, che tutti i colleghi hanno osannato. Io rimasi prudente per non rovinarti la live, però proprio non... Perché questa squadra deve giocare a pallone, perché sa giocare bene a pallone, attenzione, non è che si sono dimenticati,
con alcuni difetti nella fase difensiva, il fatto che è un po' sprecona nella percentuale realizzativa, e non gli puoi trasmettere una paura o farla diventare una squadra speculare, perché proprio quello che Spalletti aveva capito che non poteva fare, se non in alcune partite, in alcuni frangenti di partita, attenzione, manco in tutta la partita, perché Napoli soffrimmo in alcune, ma ci sta, non è che domini tutte le partite 97 minuti, eccetera. Il problema è che non ha giocatori di grande personalità, non ha un potere nei confronti degli arbitri. Oggi abbiamo visto un arbitraggio anonimo e mediocre, però tre sbavature contro di noi, per dire. Cioè il fallo su Osimhen è ridicolo, cioè un altro po' lo stuprava, poi lui ha reagito e l'ha buttato a terra. Però ti fa capire, cioè c'erano 3 fuorigiochi non fischiati, di solito no, aspettano, sono cretinati, per dire. Sei campione d'Italia, quando incominci a accumulare ritardo rispetto agli altri, con tutta la stampa che dice siamo per distacco, si è scaturito un effetto domino, che è quello che io l'anno scorso dopo Monza ho detto: ragazzi, occhio, perché se succedono certe cose poi va a cascata e passi, perché comunque non hai gli strumenti societari della squadra, caratteriali, di personalità. E in più c'è anche un fatto: la squadra è stata costruita male, cioè anche quello, no? Gli acquisti del Napoli sono stati, no, io non uso il termine bocciato perché non strappo tesserini, bocciati però per ora non hanno portato grandi benefici alla causa, con ben 3 allenatori, 3. E allora se uno gioca benissimo a pallone, sta sicuro che insomma a un certo punto se la prende la titolarità di una maglia, qualcosa significherà, no? Se il centrale difensivo è stato una delle chiavi di lettura di un straordinario, meraviglioso, leggendario campionato dell'anno scorso, nessuno pretendeva di passare da Kim a Beckenbauer, però hai preso una scommessa che di nuovo gli devi dare il tempo, ma nel tempo non ce n'è quando sei campione d'Italia e hai vinto per distacco. Assolutamente. Quindi ecco perché passi da 2,36 a 1,5, perché è un effetto domino. E ovviamente adesso più perdi punti, più sei in depressione, più non lotti, perché già lottare per il quarto posto è un obiettivo virtuale per la società, ma non è un obiettivo per la Napoli. Noi l'abbiamo sempre detto nelle live di Valerio: quando il Napoli si illude, prova a quella sensazione di lottare per il campionato, a traino ci è arrivata nelle prime 3. Quando lotta, questa idea che poi andiamo a ribasso per la Champions non c'è mai andata. Anche negli anni di Mazzarri ci fece fare fuori Bologna di Pioli con l'Udinese che passò, posto nostro. Memoria storica. Mi riuscite a spiegare perché Ostigard, che nel finale le prendeva tutte di testa, essendo terzino destro, non è stato messo difensore? Sì, perché è stato messo al posto di Mazzocchi terzino destro, non è stato messo difensore centrale per coprire meglio sui continui lanci lunghi loro. Più che altro JJ si era fatto male. Questa è stata una mossa tattica intelligente di Ranieri. Beh, non torniamo a parlare di calcio. Che aveva fatto una partita onesta fino a quel momento, non aveva fatto nessuna sbavatura, aveva quasi chiesto il cambio e arrancato, e loro ci hanno fatto comunque un errore condiviso del centrocampo di JJ, Mazzocchi non è riuscito, di Meretti. Dici, lo potevi invertire, quelle sono scelte della squadra, dell'allenatore. Vabbè, al massimo avresti potuto mettere Rachmani a destra e Ostigard così. Questa è un'altra cosa interessante. È anche un anno un po' storto, nel senso. Sì, ma io ricordo quando abbiamo fatto le pulci a Garcia, abbiamo fatto le pulci a Mazzarri, passare poi a 3, aggiungere un difensore e passare a 3 in difesa, si dice sempre tu poi ti abbassi troppo, te li porti, te li attiri. E quando invece Garcia metteva Ostigard a centrocampo, là poteva avere un pochino più senso, perché tu dici lo metti però a centrocampo, quindi magari punti ad un contrasto un po' più in avanti e non nell'area. Comunque si arriva a quello che è l'ultimo degli errori, ma io mi sono permesso anche di sottolineare il non tiro di Politano e il non cross di Simeone, perché anche lì c'era, a quanto mi dicono, perché non mi ricordo niente, Lindstrom libero, là sarebbe stato 0-2. Però come coefficiente di difficoltà, soprattutto se scegli di tirarla con quel piede in quel modo,
è più difficile quello di Politano, quindi era anche più logico per lo sviluppo dell'azione cercare l'assist e arrivava in scivolata Simeone. Simeone penso che ti riferisci a un certo tiro, ce l'ha lo specchio della porta, tira, lo prende, il portiere para, non è una parata diciamo eccezionale. No, lo colpisce. Però è entrato bene, ha toccato 3 palloni, tra l'altro lui ha servito l'assist, che è un assist intelligente perché se tu rivedi l'azione, quel pallone è destinato a Simeone in maniera pulita per farlo andare in porta, ma viene sporcato e accorciato da un difensore del Cagliari e Simeone capisce in un lampo, quelli sono secondi, che non può più cercare quella giocata, la stoppa, si gira e serve sullo spazio, sul corridoio, si diceva nell'entrata di Politano. Sì, non c'è quest'anno anche quella cattiveria, ma anche l'anno scorso a volte abbiamo patito, no? Che non l'abbiamo chiusa, però ne facciamo tante di azioni, quindi a un certo punto su 10 all'11ª il punto che devi anche considerare l'avversario, no? Con Cagliari storicamente anche sulla rimessa laterale quando stanno perdendo 2-0 continuano ad attaccare perché e quindi loro ci hanno provato fino alla fine, fino al 95esimo e 38 secondi, cioè casomai con un'altra squadra mollano, no? Che va bene, cioè non è una critica a nessuno, nel senso, però tu lo sai che anche noi segniamo con Lavezzi fuori dal recupero, ecco. fu un 3-3, Boccacino, Lavezzi che tira la pallonata all'Allegri, cioè storicamente è una gara che si decide a volte all'ultimo secondo di recupero, questo non puoi trascurarlo. Davide ti dice: buonasera signor Guido, buonasera Valerio, ma Lukumi per me sarebbe stato perfetto per sostituire Kim, non si poteva prendere lui, conosceva anche la Serie A. PS, forza Clippers, Guido e lei siamo noi. Comunque è vero, perché i Lakers sono di Minneapolis, ma io però non sono nato a Los Angeles, ho detto sono più New York. Tra l'altro hanno preso una batosta con il Golden State, hanno vinto con l'ultima, con gli Spurs. Tra l'altro c'è stato un bel panel, e chiudo questa parentesi per dire quanto siamo indietro nel calcio delle NBA, che fa vedere quelli che sono sviluppi. Siccome tu sei molto amante dell'intelligenza artificiale, hanno fatto un programma che trasforma in cartoon le azioni appena concluse dell'NBA attraverso l'intelligenza artificiale, cioè comunque l'NBA che attraverso un momento di stasi, perché loro hanno la paura che determinati spettatori non seguono con attenzione, cioè cerca sempre di rinnovarsi. Noi stiamo appresso a Gravina e dobbiamo difendere il brand, eccetera. Quindi, su quello De Laurentiis non ha tutti i torti, nel senso, solo che poi deve mettere in mente. Allora, sul fatto che ti devo dire, signore, ho detto, però non l'abbiamo fatto, che cosa ti posso dire? Sì. Era un bel profilo che proprio per quelle che erano state le sue i suoi numeri l'anno scorso, anche di impostazione, era abbastanza spendibile come sostituto di Kim. Poi ha giocato anche poco all'inizio col Bologna per un infortunio, se non sbaglio, e Thiago Motta si è inventato Calafiori là, quindi sì, Lukumi è una delle possibilità, ma devi avere organizzazione, devi avere delle idee, puoi fare anche senza Lukumi, onestamente, una stagione. Allora, parliamo di cose vere, no? Perché questa comunque è un'osservazione corretta. Allora, voglio andarmi a aprire una cosa dell'anno scorso, perché uno dei punti di forza, no, diciamo, dell'anno scorso è chiaramente stato il difensore centrale. Kim, come sappiamo, ha saltato l'ultima partita per squalifica. Però Rachmani si infortunò e fu sostituito da De JJ. Il punto che è Ostica giocò poco, segnò anche un gol, però diciamo Spalletti poi non nascose che c'erano dei giocatori scontenti che avrebbero meritato di più. La stagione inizia con Nathan, molto sannato da certi colleghi, che dovrebbe essere il nuovo Kim. Il problema è che è un ragazzo che probabilmente intanto non lo è, poi viene dal campionato brasiliano, eccetera, eccetera. JJ che è una posizione, tra l'altro ha subito degli infortuni quest'anno, questo comunque te li porti appresso, è Ostica che voleva andare via. Quindi uno dei nostri punti di forza, che abbiamo avuto un Kim, una stagione straordinaria, Rachmani ottima stagione, tranne la parentesi dove si fece male, JJ un rendimento quando è stato chiamato in causa
e anche Ostica con pochissime partite, quindi il difensore centrale, i 4 difensori centrali l'anno scorso sono stati un punto di forza, nonostante qualcuno era scontento, ok? Quest'anno uno era molto scontento e alla fine è stato proprio reso palese, detto addirittura voleva andare via, e Garcia si sarà reso conto che serviva, cioè non poteva rinunciarne a 2. Allora, dobbiamo dire alle persone che Garcia è uno degli elementi di litigio con De Laurentiis che non gli è piaciuto Nathan e che ha detto no, tu mi devi prendere un difensore e non l'ha preso, quindi sapeva di una debolezza. Quindi Rachmani, che tra l'altro anche quest'anno si è fatto male, sempre nazionale. Rachmani l'anno scorso saltò 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª giornata, sono andato primi il file. Kim le fece tutte, riposò alla 6ª per scelta di rotazioni, poi le ha fatte tutte, riposò alla 35ª quando avevamo vinto per distacco e l'ultimo americano. Però diciamo Ostigar fece la 4ª, poi fece 14 minuti alla 9ª, non vi elenco, gioca molto poco, 451 minuti. Quindi l'elemento proprio del difensore centrale quest'anno, già il rendimento di Rachmani è stato inferiore, è un elemento di debolezza, ma è di tutti e 4. Ragazzi, quindi tu potevi prendere chi volevi, ma intanto un elemento di forza della squadra dell'anno scorso, anche l'alternanza Mario Rui e Olivera, no? Che quest'anno non sta dando quei benefici che abbiamo avuto l'anno scorso, sia in qualità che in quantità. Sono tante situazioni. Pigliarsela con i giocatori, questo non è degno manco del Napoli, la Serie B, manco l'interregionale, queste partite sono fasi molto violente. Tra l'altro un giocatore per arrivare in Serie A significa che anche mezzi fisici, ragazzi, superiori alla media, è un discorso un po' più complesso. Quindi le debolezze sono proprio strutturali e probabilmente non bastava neanche solo un giocatore per salvare, nel senso come difensore centrale, ma se fosse stato preso un difensore centrale forte era plausibile, potevamo immaginare che comunque quel reparto avrebbe funzionato un po' meglio, non sicuramente peggio. Però siamo passati da un elemento di forza a un elemento di grande debolezza, ma non è l'unica parte del campo. Lo stesso Lobotka a volte è spaesato perché comunque ha meno appoggi rispetto all'anno scorso. Raga, abbiamo quanti? 37 punti. Stiamo a 29 punti dall'Inter, ragazzi. Se noi l'anno scorso ci hanno rotto l'anima fino a gennaio, abbiamo vinto per distacco, che cosa deve dire l'Inter? Abbiamo vinto per abbandono? No? Dobbiamo essere onesti, cioè è un mortificante il distacco che sta avendo il Napoli. Ringrazio Armando che dice Vale, tu e Guido, unica consolazione a questo scempio, e leggo anche il messaggio di Antonella che dice anche nel secondo tempo salvo solo Demme, questo messaggio che è sfizioso. Però, sulla partita, Valerio, posso dire 2 cose. Il Napoli ha iniziato bene i primi minuti, ma proprio bene, non sono folle. No. Veloce, giocava un tocco e mezzo. Quando tu rivedrai la partita, come io e te la rivediamo, i primi 3 minuti li ho saltati per tempo, non ce li ho visti. Ecco, allora ti invito, e tu dici, vedi, Cagliari non ci stava capendo nulla, non prendeva quella responsabilità dell'ultimo passaggio sulla 3/4, però la circolazione di palla era più veloce rispetto al recente e triste moscio passato. Poi, parlando della partita, e qua speriamo che l'allenatore ne capisca qualcosa, senza nessuna ragione, Valerio, perché l'hai vista come me. Non è che c'è stato un infortunio del tuo giocatore simbolo, un'azione tremenda, un gol. La squadra si è disunita. E questo mi preoccupa perché non c'è stato un elemento calcistico forte scatenante. E ha avuto 30 minuti di appannamento dove Cagliari, che è una squadra con tutto il rispetto umano, sportivo e di educazione che ho, ma molto modesta, che è molto, qualche scorribanda, cioè ha rischiato pure di prendere un gol su un tapin che non aveva da fare sul palo, secondo palo a Meret. Però quello che mi preoccupa, perché la squadra che aveva iniziato bene come circolazione di palla, a 2 tocchi, un tocco e mezzo, eccetera, ha perso tutto, la precisione dei passaggi. Abbiamo incominciato a sbagliare i passaggi in appoggio e i passaggi in uscita e non uscivamo più. E quando non esci più, Osimhen ha incominciato a innervosirsi, andare in fuorigioco e sbraitare, come il primo anno di Osimhen che speravamo di esserci messi alle spalle ed era più... proprio si è disunita. Poi gli ultimi minuti ha ritrovato un pochino diverso, ma proprio poco, è la penultima in classifica.
e tu devi ormai fare punti, dove tra l'altro per la classifica Guido devi solo vincere, stai a 0, se avessimo vinto non è che abbiamo vinto quello là, vedi e stiamo recuperando, no ragazzi, non avevamo fatto nulla, perché noi abbiamo i punti che dovevamo recuperare prima e non li abbiamo recuperati. Poi nel secondo tempo veramente si salva Temme a casa sua, ma abbiamo fatto un gol che è un'azione di un singolo, chiamalo di rapina, di intelligenza tattica, anche di cattiveria agonistica, che tu vai a aggredire, recuperi palla, con un cross che da un lato è molto bello, morbido, però è un errore enorme del portiere, è proprio a metà dell'area piccola, la guarda, e Osimhen, come faceva Bruno Conti per Paolo Rossi, due immense leggende, basta spingere, no? la spinta. Però Osimhen, anche se era in fuorigioco, ha preso un palo, il secondo a porta vuota, che grida vendetta. Se non fosse stato fuori gioco, era fuori gioco. Il primo no, era molto difficile, ma il secondo è a 4 metri dalla porta, il portiere a terra, devi solo metterla dentro, come fai a prendere? Lì era fuori gioco, infatti nello scambio, nei dati del fine partita non risultano quei due pali, esatto. Non esistesse. Quindi il secondo tempo è stato mazzarriano, questa inconsistenza, mosceria, non c'era questa paura, però non c'era neanche la come posso dire, quella sensazione che tu non devi avere paura dell'avversario. Quindi questo è stato un po' superficiale. Ecco, infatti non ha fatto il secondo gol, che non era la grandezza dell'anno scorso. Ho detto, io ti posso fare gol in qualunque momento, sono consapevole della mia forza tattica, tecnica e tutto. No, è un pizzico di inconsapevolezza, eccetera. E poi la partita è andata così. Quindi io devo capire perché dopo i primi 10 minuti la squadra, senza una ragione, qualcuno ce la deve spiegare, oppure anche no, detto, però non c'è stato un elemento forte, scatenante. A volte succede nel calcio, nel bene e nel male, una grande azione, qualcosa, no? Come a volte ti fa riprendere coraggio, un'azione per te buona. Ma però questo è inquietante, perché detto non ti serve nemmeno quello, non hai preso un 1-2, cioè Meret esce, rigore, espulsione, vai sotto 1-0, poi prendi dopo un minuto il 2-0 e la squadra si squaglia. No, cioè avevi la partita, dominio del centrocampo e poi decidi di sparire. Perché? È perché alla fine io me la risolvo così, non essendoci un'organizzazione solida né societaria, né ovviamente Calzona la può avere perché troppo poco tempo, sta tutto al talento momentaneo dei giocatori e le azioni individuali, quindi folate di gran talento e momenti in cui non funzionano. Io non so se è vero che Calzona hanno chiamato i giocatori e non la società, questi sono rumors, però lui si è presentato molto male per la società. Attenzione, ma siamo a prendere una sala, si è pensato benissimo, come c'è l'altra volta, ha detto grande conferenza sì, solida, però non ha fatto sconti, ha detto equivoci su equivoci, aveva fatto perdere certezze questi giocatori. Io rimetterei in discussione tutti, quindi non esistono figli e figliastri, eccetera. Non esistono e i si è andato a nomi. prendere Zelischi, contraddicendo il presidente, che io devo vedere come si chiama. Secondo me non ci crede manco De Laurentiis, non lo riscatterà mai quel giocatore. Non mi sembra aziendalista, per usare il termine che piace molto nelle trasmissioni, cioè è venuto a cercare di far giocare a calcio in maniera onesta e dignitosa la squadra, ma senza mettersi a tappetino anche nelle dichiarazioni. Questo dobbiamo riconoscere. Non posso dire onestà intellettuale, perché chi dice questo termine è tutto tranne che onesto e intellettuale, per dire. Però ha detto una grande forza d'animo, usiamo un termine che non è appropriato. Allora, però sto mettendo tutti con le spalle al muro, Valerio, non solo Kvaratskhelia. No, è chiaro, è perché le scelte sono quelle. Ti volevo confermare agli amici Bellini, perché l'avevo data come impressione mia, che ho detto troppe palle lunghe, e ne leggo da SofaScore 57 palle lunghe, delle quali 19 solamente andate a segno, quindi tanta imprecisione e tanta palla lunga in avanti, cosa che abbiamo visto molto meno con il Barcellona, e questa è la cosa che mi ha più sconvolto. Cioè, è lì che io voglio vedere Calzone dire perché avete lanciato questo pallone e non avete giocato palla a terra. È quello proprio che
che non mi spiego. E Angela ci fa sapere che JJ ha dovuto chiudere il suo profilo Instagram perché lo stavano riempendo di insulti. Ma Angela, che cosa ti posso rispondere? Quando hanno insultato Juan Jesus, quando giocava bene, figurati, stavano tutti aspettando il momento di un'azione in cui si prende gol dove lui è protagonista. Era inevitabile. JJ fa bene a chiudere perché si è preso oltremodo responsabilità anche in passato che non erano le sue, perché dice io ho le spalle larghe, ma c'è un limite a tutto. Io ho visto insulti a Rachmani anche per il suo compleanno prima che giocasse, quindi oramai la tifoseria dei social è così. Con quello che ami, insegnò un mio amico, è una frase poi riferita a altre cose, però no, è così. Non faccio lezioni né morale a nessuno. Io penso che comunque sia fondamentalmente, molte persone sono, come diceva Sorrentino nel film, no? Il calcio è un gioco e tu sei un uomo fondamentalmente triste perché non voleva far allenare, vabbè, lì è bellissimo, una frecciata, altre cose, però per dire queste persone sono fondamentalmente tristi perché tu puoi anche essere soprattutto sulla scorta, sulla scia della partita, nell'emozione subito dopo, un po' preso, non l'ha chiuso, ci fanno sapere notizie false, non l'ha chiuso, vabbè. No, ma forse il commento al queste settimane ne abbiamo viste troppe. Io perché incominciai a indicare JJ? Perché l'ho sentito insultato da colleghi in maniera... Vabbè, comunque c'è anche uno che ha detto che Di Lorenzo stava su una sedia a rotelle, che è un esempio... sai, in questo periodo dove non è proprio il caso. Non è proprio il caso, ma per dire Di Lorenzo sta rendendo molto meno e da lui poi puoi anche dire perché delle chiusure difensive è sempre in ritardo, cioè tra l'altro essendo addetti ai lavori non solo hai gli strumenti, hai proprio il dovere di spiegare, cioè dire Di Lorenzo sta sulla sedia a rotelle, va messo in panchina, sai, si diceva che Pat Garrett, il mitico sceriffo, no? Prima li giustiziava e poi li processava. Non a caso il famoso mito di Billy the Kid, che l'altra volta citato, Pat Garrett lo uccise sparandogli alle spalle, no? Poi ci sono versioni diverse, poi il cinema ha raccontato in maniera, c'è anche un film bellissimo di Peckinpah, Pat Garrett e Billy the Kid, con le musiche del giovanissimo Bob Dylan. Tra l'altro esistono due versioni, anche la Director's Cut, dove si vede che Pat Garrett nel flashback viene sparato alla fine del film, che poi è l'inizio. Mi sembrano tanti Pat Garrett questi personaggi che prima ti impiccano e poi ti fanno il processo. Secondo molti calciatori, secondo me credo sia di Luigi, molti calciatori del Napoli inconsciamente si sono dissociati da una squadra che non vogliono riconoscere proprio perché gli fa troppo male il contrasto con l'anno passato. No, ma secondo me ci saranno, poi nessuno saprà manco la verità perché anche loro non te la raccontano. Secondo me ci sono tantissime situazioni, una che la squadra è stata vestita male, una che ha avuto incertezze, una che ha giocato meno bene, una che qualche partita è andata male e quindi hai sentito la pressione che ha incominciato a accumulare ritardo. Ci sono state delle partite che altre squadre hanno vinto con aiuti, noi perché poi il calcio veramente l'arbitraggio influisce al 60%, e De Laurentiis che ne ha fatte di tutte. Non può funzionare che tutti i giocatori del Napoli sono traditori, cioè non è possibile che noi non abbiamo mai un giocatore che se ne va anche nell'anonimato. Non devo dire che deve andare via da eroe, ma nell'anonimato ciao, tante care cose per dire, ma i giocatori parlano, cioè noi non abbiamo una leggenda di questi 19 anni di De Laurentiis, tante chiacchiere, però non abbiamo una partita del Dio. Ancora aspetto quella di maggio, la società sta facendo cose meravigliose, io ti dissi, spero che non sia la solita cafonata della maglietta che gli diedero manco in una situazione formale, ma nell'amichevole a Di Maro tra Benevento e Napoli della maglietta. Sai, una squadra, una società che vede che tratti una leggenda come Mertens, come Amsi, che sono insomma solo Insigne per altre ragioni ha avuto questo onore, tra l'altro con quella coppona che non c'entra niente, perché non è che veramente più grande di lui. Alcune cose sembrano fatte apposta al contrario. Dico, ci sono tantissime variabili, poi può essere che dei giocatori hanno avuto degli acciacchi e stanno rincorrendo da inizio stagione uno stato di forma, a volte dopo
alla fine della stagione scopri, no, che hai detto io lì ho giocato tutta la stagione con un plantale e quindi ero al 60%, che significa anche allenarsi al 60%. Sono veramente tantissime componenti e la principale è quella di Guido Gentile, che l'anno scorso dovevi impostare questa stagione sulla scorta finale della scorta. Invece noi abbiamo impostato questa stagione sui tromboni che abbiamo vinto per distacco, che non hanno visto che altre squadre si stavano inquadrando, tra cui l'Inter. Io ti dico, occhio, te lo dico con qualche anno di anticipo, perché non so, forse anche fra un anno e mezzo incomincia a essere un avversario delle altre sfere il Genova, perché ha una società americana forte e perché ha un presidente che era l'ex medico di Berlusconi, che è uno tosto e anche politicamente molto influente, il dottor Zangrillo. E il Genova l'anno scorso, Zangrillo, quando è retrocesso malissimo in Serie B, lui andò in TV, retrocesse perdendo con Napoli, te lo ricordi? Come no? Durissimo, senza alibi, ringrazio i tifosi. Una sola cosa, noi non meritiamo questi tifosi, grazie ai tifosi, e l'anno scorso subito campionato di vertice, promosso senza passare dai playoff, e quest'anno non puoi dire una salvezza tranquilla, c'ha 3 punti, 4 punti meno del Napoli. Confermiamo, ci dice Francesco che non ha chiuso niente Juan Jesus, dovrebbe farlo perché tanti insulti sull'ultimo post e lo sappiamo. Come se gli facesse piacere. Tra l'altro vedi la stupidità, cioè, sicuramente non lo fa apposta. Ha fatto una bellissima mix and zone in settimana dopo Barcellona, però ho detto se la gente si sente forte, soddisfatta, grande, proia gioia e godimento insultare gli altri, non solo i calciatori, perché glielo posso impedire io? No, ognuno si accontenta con quello che ha. Ho sentito giornalisti dire che c'è rigore sulle Raspadori, ma chi se ne frega. Carlo, io te lo confermo. Per me lo spinge è vero, non prende nessun pallone così, però siamo talmente e questo secondo me è un esempio calzante, siamo talmente deboli che non riusciamo nemmeno a protestare per le cose su cui si potrebbe protestare e cose su cui tutti i nostri avversari, grandi e piccoli, protestano finché non succede qualcosa. Senti, anche sulla complimenti a tutti. Valerio, mi ero dimenticato, sì. Faccio i sinceri, non c'è ironia, perché per quanto mi riguarda è anche molto lineare. Lui è davanti al difensore, tra l'altro lui è un rapace, quella è una classica occasione da Raspadori. Sì. Lui fa pochi gol purtroppo nel Napoli perché ha questo ruolo di ritaglio, ne fece uno, anche se un'azione con una dinamica diversa. Ma il difensore proprio con la mano lo spinge, poi non è che devi ammazzare tutta una famiglia per fare un rigore, sai, si dice lui non ha nessuno, no, ma veramente lì non ha nessun interesse perché sta andando a calciare e comunque spinto da dietro alla schiena con l'abbraccio, si vede che il braccio va tutto in estensione. Sì, Raspadori non fa nessun accenno di protesta, ma sarà caratteriale, sarà l'educazione, sarà quello che vuoi, sarà perché sai che non te lo danno. Però anche questa cosa qui, che viene dalla cultura juventina che circondava tutti, no? Per chi non protesta non è rigore, non è perché il fatto non è avvenuto. Però non l'avevo citato, una mia dimenticanza, e non perché stiamo piagnoni, però il fallo c'è. Ripeto, non devi uccidere una persona perché poi ci sono situazioni dove effettivamente non è giustificata la caduta, ma in quel caso è facile cadere in quel modo, perché se tu stai davanti a loro, ti spingono da dietro, tra l'altro tu non lo vedi. Valerio e Guido, a questo punto, dato che in Champions l'unico centrocampista di qualità listato è Traoré, che senso ha non metterlo e insistere su Zielinski? Perché probabilmente non è in condizione, ragazzi, questo non gioca da 2 anni. Traoré, dici? Valerio però quando Valerio è ormai più giornalista dei giornalisti, più instancabile, perché anche se è presente tutti i giorni, e non è facile, non è un complimento a Valerio, non abbiamo bisogno di farci complimenti a vicenda, e a volte è in difficoltà perché lui dice non c'è nessuna notizia, non c'è notizia, io ormai non seguo più i rumors eccetera eccetera,
Su questa cosa ha detto, però attenzione, qua noi dobbiamo prendere un giocatore pronto, e prendiamo un giocatore, andiamo a vedere quanti minuti ha fatto l'anno scorso, quest'anno viene dalla malaria, e sempre quel fatto che il campionato se voi guardate i calciatori in mutande, non nudi, hanno fisici totalmente diversi dal passato, ma i calciatori adesso hanno una massa magra pazzesca, guardate Anghissà, ma non solo, no? Sono delle statue d'Eba, ormai devi essere in forma sempre, altrimenti anche se hai mezzi tecnici superiori, quello ti va a 2 velocità tanto, no? Questo è un giocatore che non è che dici è venuto da un piccolo infortunio, ha saltato 2 partite, sono 2 anni che ha giocato poco e gli serviranno 2 mesi, e il problema è che il Napoli 2 mesi non ne ha di tempo, secondo me. Giustamente ci ricordo, però col Barcellona non era entrato male, sì, e però capito, può fare questi scampoli. A noi in questo momento serve un titolare, però quanti giorni sono passati? Significa, certo. Sono d'accordo, ho detto che è un giocatore finito, come quelli da stracciamo tesserini, palo, no, però ho detto non è. Tanto è vero, Guido, che non c'erano notizie di report dell'allenamento, ma lo stesso Politano non è potuto partire dall'inizio. Io però vi ho detto, non è un infortunio grave, per quanto non ho fatto risonanze magnefiche, non sono un dottore in medicina, attenzione, però un po' uno ormai le capisce. Poi probabilmente per non rischiarlo, per fare anche una giusta alternanza, i giocatori adesso il Napoli ce li ha, non è più proprio in emergenza, vedremo. E poi comunque c'è un allenatore che in base a quello che non solo l'allenamento ma anche il piano gara fa le sue scelte, e abbiamo capito che l'allenatore del Napoli adesso fa le sue scelte, punto, non fa le sue scelte condizionato, perché deve fare le sue scelte, anche perché lui un contratto ce l'ha con la nazionale, ben visto, non è venuto a raccattare un contratto, non è né il traghettatore, cioè pare che sia stato chiamato dai giocatori, siccome c'era questa cosa dell'esonero, Giampaolo, come si chiama, i giocatori che lo conoscevano, poi i giocatori si parlano, ragazzi, si chiamano, ha detto se proprio dobbiamo chiamare un terzo, chiamiamo il mister. Valeria ci chiede, perdonate, ma la prova che da noi il problema non sia il manico ma gli attrezzi non potrebbe essere guardare ciò che è successo alla Roma, dove è bastato mettere un onesto mestierante per far risorgere la squadra? Però intanto la Roma ha preso il Capitan Futuro dei Rossi, e quindi c'è tutto un popolo dietro dei Rossi, e noi abbiamo preso Mazzarri che ha preso comunque il campione del mondo, che ha anche vinto nella Roma, quindi tu puoi guardare le persone, tu dici io sono campione del mondo, zitto tu. No, è credibile, è molto credibile come figura, e poi è venuto anche con delle idee, con un certo coraggio, ha cambiato. Io ripeto, Valeria, e grazie sempre, ripeto quell'immagine di Dybala che segna il 3-0 e si va a prendere il pallone dalla porta, lo mette a centrocampo, cioè stiamo 3-0, io non esulto nemmeno, voglio giocare a pallone, vuol dire che si sta divertendo. La società è una società totalmente diversa nel bene e nel male, che non ha solo la Roma, ha fatto una scelta durissima, non sono paragonabili. E poi c'è un piccolo particolare: la Roma l'anno scorso non ha vinto per distacco. Se la Roma raggiunge il quarto o il quinto posto è l'obiettivo massimo stagionale ed è un grande risultato. Noi siamo partiti, dobbiamo rivincere perché abbiamo la rosa migliore, abbiamo vinto per distacco, però non è facile perché solo le strisciate abbiamo vinto, però continuamente dicevano che abbiamo vinto per distacco. Poi ma siamo solo a 3 punti dall'Inter, ma tu lo capisci che se qua vinci, poi ma in fondo siamo solo a 3 punti dalla Champions. Totalmente diverse le situazioni di classifica, di andamento della stagione, ambientali, societarie, e poi comunque la Roma ha chiamato Capitan Futuro, punto. Cioè ha chiamato un figlio di Roma, cioè, chiaro. Guido, noi un figlio di Napoli non l'abbiamo chiamato. Un'ultima domanda, perché la terapia arriva al suo termine e vorrei andare a fare cose che non riguardano il calcio. Valerio, questa secondo me possiamo chiuderla con una buona notizia per Adoro. Ma il terrore non vi prende quando si vocifera che Allegri lascerà la Juve? Secondo voi ADL non ci pensa? Ma non Rugardo. Allora, primo, vai. Dalle parole io ve l'ho detta la mia analisi su Allegri, ci ho sempre beccato in questi anni.
dalle parole di Giuntoli abbiamo capito che Allegri l'anno prossimo sarà l'allenatore della Juve. Io non vorrei che andasse al Milan. Ragazzi, Napoli, allenatore di media fascia, ormai se li scorda con quello che ha combinato De Laurentiis quest'anno, che va negli spogliatoi e lo dice pure, io scelgo qui, cioè la situazione è molto brutta, deve prendere un giovane rampante, perché comunque non è che il mondo finisce, tu non hai più Spalletti che trova subito la quaglia giusta, gli acquisti che fa non ne deve sbagliare uno, poi vedremo come facendo. Però Allegri non è voluto venire a Napoli, ha vinto per distacco negli anni precedenti, per dire no. A questo punto, conoscendo il metodo Juve, che ti faccio ciao, bravo, poi ti saluto. La Juve, l'ho detto, è presto quest'anno per vincere lo scudetto, gli mancava qualcosa, dovrebbe andare via. E lì si sviluppa tutta la cosa a catena, perché molti allenatori hanno annunciato prima del previsto di andare via. Cioè il Barcellona è una panchina non da poco, perché il Napoli è più importante, il Bayern Monaco è una panchina non da poco. Cioè non è un problema, il Liverpool è una panchina non da poco. Tra l'altro il Liverpool, cioè primo in campionato, deve fare gli ottavi di Europa League, ha vinto giusto una coppetta oggi contro il Chelsea, cioè non è che una stagione di una squadretta, perché quindi cioè, vedere Allegri sulla panchina del Napoli lo darei lo 0,00001%, per dire, cioè, non mi terrorizza proprio, è un allenatore che è anche molto ambizioso e presuntuoso, che giustamente tra l'altro ha vinto svariati scudetti, ambisce altre mete, cioè, Napoli, ragazzi, vi saluto, non è disfattismo in matematica, se noi facciamo conto a 100, 100 era quanto incassava la Juve e 50 a Napoli, perché per bacino di utenza eccetera, l'anno prossimo il Napoli incassa 0, la Juve 300. Quello che non capiscono i colleghi che è l'anno sbagliato per aver fatto un disastro del genere, perché è un anno nuovo dove ci saranno due cose nuove, una Champions League allargata, più con premi che sono stati aumentati e più partite fisse, quindi molti più soldi, e il campionato del mondo per club, dove ci sono questo soldino da questo 100 milioni. Quindi il Napoli non parteciperà al campionato del mondo per club, 100 milioni in meno, e non parteciperà alla Champions, e non parteciperà a nessuna Coppa, e perderà una fascia di ranking. Perché Allegri dovrebbe desiderare di venire sulla panchina del Napoli? Spiegatemelo, per una sfida, ma perché? Ma non perché? Cioè, perché Emery, che sta facendo un campionato eccezionale, di un campionato eccezionale, quello inglese quest'anno, 60, 59, 58, Liverpool, Manchester City e Arsenal, che ieri ha fatto un partitone 4-1, e poi c'è l'Aston Villa, che si è messa nelle prime 4 posizioni. Perché doveva venire nel Napoli? Cioè, perché noi siamo il Napoli, non ci uccide nessuno. Io non cambierei in questa e nella prossima vita il Napoli con nessuna squadra, ok? Quindi non è che rinnego, ma una cosa è l'amore, la passione, l'altra cosa è essere presuntuosi e un bellicentrici. Quindi secondo me non dobbiamo avere né paura né terrore, eccetera. E se volendo, per fare una battuta, scusa se sono stato lungo, ma il ritmo è buono, è un problema di altri, da chi andrà a allenare Allegri. Se è il problema dell'amico Bellino che non vuole Allegri, il suo calcio speculare, poco spettacolare, non sarà un problema nostro. Questo mi stupirei. Cioè, Allegri allenatore del Napoli, ho sbagliato, ragazzi, qual è il problema? Non faccio cioè non fai il pilota d'aerei che no. Sbaglia. Riccardo dice perché sennò Allegri resta disoccupato, chi se lo prende? Secondo me un altro anno di contratto, innanzitutto non è disoccupato, cade in piedi. Comunque non credo che verrà a Napoli, non lo voglio, ma non, ragazzi, anche a scadenza contratto, secondo me. Sai chi è scadenza contratto? Gasperini, Valerio. La gente sbaglia. Sarri c'è un altro anno di contratto e anche Allegri scade nel 2025. Invece chi è a scadenza di contratto è Gasperini. Non sto dicendo che viene sul no è chiaro, lo so, però fa ragionare tutta una serie di cose. Sì. Nel senso che la Juve lo deve o esonerare o devono trovare una soluzione consensuale dove dice non ti pago tutto, allora ti do un bonus di fedeltà, tu dovresti prendere quante 7 e 9 più bonus l'anno prossimo, te do 5
ci salutiamo per parlare di cose serie, però lui formalmente 30 giugno 2025, quindi lui se Giunto le dice no perché significa, fa intendere ai tifosi di prolunghiamo, ma questo lo dissero, no? Quello l'allenatore della Juve, poi Guardiola e poi presero Sarri, cioè conosciamo le strategie, però non è un problema nostro, cioè il nostro problema è che non abbiamo 40 punti in campionato, pensiamo a oggi, che dobbiamo affrontare il Sassuolo che non vince da quando Cleopatra si trasferì a Roma, poi la Juve e il Torino, e in mezzo abbiamo il Barcellona, che è vero che non gioca nel Camp Nou, che è lunghissimo, larghissimo, eccetera, e quindi è un vantaggio, ma sempre il Barcellona, che mi sembra ha vinto 4-0 ieri. Vabbè. Comunque il tasso tecnico è superiore, dobbiamo essere sportivi, Sarà un Barcellona in crisi, scarso, l'allenatore che se n'è andato sull'orlo di una crisi nera, tutti se, però il tasso tecnico, un pochino di esperienza in più, giusto quelle 200-300 partite in Champions rispetto a noi, cioè tante, però il tasso tecnico è superiore. Uno deve essere anche sportivo. Ciao Valerio, un abbraccio alle amiche Bellini e agli amici Bellini. A Valerio, e se il presidente può fare questo gesto di cortesia, io credo che sarebbe una cosa bellissima ospitare quel tifoso e la sua famiglia, nell'attesa che chi di dovere capisca che non puoi mettere all'ultima fila del primo anello un disabile e né chiedere a uno steward di chiedere a centinaia di persone ti vai a sedere, è proprio logisticamente il posto sbagliato, però nell'attesa che lo risolva, ecco, questa cosa sarebbe carina. Ci farebbe, non è uno scudetto, però ci farebbe sentire molto campioni d'Italia, e lì non è per distacco, è per amore. Ehi, bellissimo. Guido Gentile, grazie infinite, lo trovate su Guido Gentile piano sequenza, dove parla di cinema, e chiudo così con il messaggio più bello del mondo: dobbiamo affrontare il messaggio più scarso di sempre. Questo ci deve far riflettere, ragazzi. Quando col Barcellona te la giochi più scarso. Ragioniamo su di noi, visto che non siamo bravi a guardare il calcio a 360 gradi, a guardare il calcio europeo, a renderci conto come funziona negli altri mondi, e pensiamo solo che esiste il Napoli. Pensiamo che anche per battere una squadra piccola, perché Cagliari è una squadra piccola, stanno inguaiati, stanno retrocedendo, non siamo in grado. Quest'anno non siamo in grado, quindi abbracciamoci, lasciamoci i like, stiamoci vicini, la terapia è chiusa, andate in pace. Sì, faccio la faccia, non mi piace. Poi dopo giocherà benissimo, ma è proprio un personaggio che non mi convince. La parcella no, è gratuita. I like, voi lasciate i like, poi ci sono gli amici che supportano, ma è tutto gratis.